Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche quest'oggi staremo insieme con tutte le notizie di cronaca della giornata e con gli approfondimenti sui principali temi e le notizie di attualità di oggi. Cominciamo subito con la festa della polizia, perché in tutte le città capoluogo della nostra regione si sta celebrando in queste ore il 170° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, con i resoconti naturalmente sulla sicurezza e il focus su quelle che sono le principali problematiche relative appunto alla sicurezza che si stanno verificando nei vari territori. Tra pochissimo dovremo collegarci con il centro di Treviso, Piazza dei Signori e Palazzo dei 300, dove c'è stato prima l'incontro ufficiale, che peraltro appunto torna in presenza dopo i 2 anni della pandemia, e anche una festa rivolta alla cittadinanza in Piazza dei Signori con manifestazioni ed esposizione di mezzi. Ma cominciamo subito intanto con alcune notizie di cronaca, perché quella di oggi è stata una mattinata di notevoli disagi sulla autostrada A4 per una serie di incidenti che si sono verificati nell'ormai solito tratto definito maledetto, quello nel quale sono in corso i lavori per la realizzazione della terza corsia. Vediamo. Un incidente tra tir questa mattina, poco dopo le 7, nel tratto maledetto dell'autostrada A4 ha provocato code e rallentamenti tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Lo scontro tra i mezzi pesanti non ha provocato feriti, ma uno dei mezzi ha perso il carico di granaglie. Sul posto si è dunque recato il personale di Autovie Venete con i mezzi di soccorso meccanico per recuperare il materiale e pulire la sede stradale. Sono giunti anche i vigili del fuoco con la polizia stradale, gli ausiliari del traffico e il soccorso meccanico, ma non è stato necessario chiudere il tratto autostradale perché l'incidente si è verificato sulla corsia di marcia e i mezzi che provenivano da Trieste potevano circolare sulla corsia di sorpasso. Un altro incidente è avvenuto alle 9:30 all'altezza del casello di Latisana, anche questo tra 2 mezzi pesanti, di cui uno che ha perso un carico di travi di legno. Poco dopo le 10 il traffico risultava bloccato tra San Giorgio e Latisana, sempre nel tratto a 3 corsie. Autovie chiede a tutti i conducenti la massima prudenza. Ed ora andiamo in Piazza dei Signori a Treviso per la celebrazione della festa della polizia, di cui vi abbiamo detto poco fa. Vedo che abbiamo in collegamento la collega Lina Paronetto, che assieme a Francesco Cerron ci farà appunto vedere che cosa sta accadendo. Buongiorno Lina. Buongiorno Marta, ai telespettatori, siamo in diretta da Piazza dei Signori. Si è appena conclusa la cerimonia per i 170 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. Sono in compagnia, e lo ringrazio, del questore di Treviso Vito Montarulli. Buongiorno signor questore. Buongiorno. Finalmente insomma vediamo una piazza piena di gente, abbiamo visto un salone dei 300, location davvero importante, significativa, pieno di persone, di ospiti, per quella che è finalmente una festa in presenza. E lei appunto ha dimostrato anche un po' la sua emozione nel discorso. Sì, sono molto emozionato, abbiamo avuto la possibilità, grazie all'amministrazione comunale, al sindaco, di effettuare la nostra festa qua nel centro di Treviso. Spero che sia il simbolo anche di uno dei piccoli passaggi di una rinascita, di un ritorno alla vita normale. Senta, lei ha fatto appunto dei passaggi relativi a quello che è stato il grande impegno in questo periodo di pandemia. Anche le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, nelle 2 fasi, prima quella delle restrizioni, poi anche della campagna di vaccinazione, ha avuto un ruolo importante. Sì, le restrizioni, lo ricordiamo tutti quanti, ho anche ricordato un episodio, quello della caserma Serena dell'estate del 2020, che è stato molto impegnativo, e più lo scorso anno svariate occasioni a Vittorio Veneto, ma anche qua a Treviso, dove abbiamo potuto, grazie alla collaborazione delle autorità comunali, delle altre forze di polizia e di tutti i nostri uffici, siamo riusciti a controllare, a garantire l'esercizio del diritto di riunione
pur in presenza anche di contrapposizioni nell'opinione pubblica. Ecco, parliamo naturalmente delle manifestazioni dei Novax, no Green Pass. Lei ha detto il dispiacere era magari non averne potuto autorizzare un paio, però in linea di massima si è riusciti. In realtà il diritto di riunione è garantito dalla Costituzione, è uno dei pilastri della vita democratica. In un paio di occasioni c'erano rischi per la sicurezza pubblica e quindi mi riferisco al Vittorio Veneto, grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale, grazie alla supervisione del prefetto all'epoca, abbiamo fatto questo provvedimento autoritativo che però era nell'interesse di tutti quanti. Senta, lei ha fatto un altro passaggio importante, ha detto insomma in particolare i giovani hanno sofferto in questo periodo di isolamento, il lockdown eccetera e l'uso dei social che all'epoca poteva essere positivo per mantenere un contatto tra di loro, adesso va invece monitorato, bisogna fare attenzione perché vediamo fenomeni giovanili anche violenti purtroppo in alcuni episodi anche qua in città. Sì, diciamo che c'è un concorso di queste piattaforme informatiche, che sono piattaforme informatiche importanti, però non possono essere l'unico luogo in cui si esplica la personalità umana, quella giovanile, non possono condizionare la nostra vita. Quindi noi li rispettiamo, però speriamo che per il futuro siano governate meglio. Ecco, qual è l'augurio allora, signor Questore, che possiamo fare in questa giornata insomma, in cui di ritrovata libertà anche alla città, anche in vista della Pasqua, la prima di fatto festività insomma, che vivremo in totale libertà? Sì, è proprio questo, l'augurio di tornare tutti quanti normalmente alle proprie attività. Da parte nostra c'è il massimo impegno, così come l'abbiamo fatto in questo periodo, suscitando talvolta delle antipatie, però purtroppo era stato nell'interesse di tutti quanti. Continueremo, spero su altri versanti, di fare la nostra attività. Signor Questore, approfitto di lei per spiegare ai nostri telespettatori che specialità ci sono qui in piazza oggi. Cosa possiamo vedere con Francesco che ci sta? La specialità, la polizia stradale, con le sue unità, anche le unità motomontate, come si vuol dire, tramite motociclette, loro svolgono la loro attività su diversi campi, una viabilità ordinaria, ma anche e soprattutto sulla viabilità autostradale, anche in pedemontana. Abbiamo la nostra squadra volante, le pattuglie della nostra squadra volante che effettuano servizio quotidianamente sia nel territorio di Treviso che nel territorio di Conegliano e quindi hanno raggiunto risultati molto importanti. Io ricordo che la provincia di Treviso nelle ultime rilevazioni è una delle province più sicure d'Italia, questo grazie anche ai cittadini trevigiani, ma c'è anche un contributo della nostra attività. Da quella parte abbiamo la polizia stradale, lo stand della polizia stradale che svolge l'attività di cui parlavo prima, cioè il comandante, e qua ci sono gli artificieri. Possiamo vedere si sta preparando una esibizione del nostro robottino. Questo serve praticamente con altre attrezzature per poter effettuare a distanza l'acquisizione di eventuali oggetti esplosivi e poter disinnescare a distanza. Loro vedete che hanno tutta una serie, ci possiamo avvicinare, hanno tutta una serie di dispositivi, sono stati anche messi in campo a Treviso. Come vedete c'è la tuta anti-esplosione, c'è tutto un corollario, là ci sono degli oggetti, ovviamente sono simulacri di oggetti esplosivi che sono stati disinnescati e in situazioni di emergenza loro possono intervenire. Da quella parte abbiamo la polizia scientifica ha un ruolo fondamentale nello svolgimento dell'acquisizione delle prove di reato e quindi è importantissima e svolge appunto questa attività di fotosegnalamento e anche di intervento di sopralluogo. Benissimo, quindi vediamo anche molto interesse da parte della cittadinanza. Sì, ci sono dei ragazzi che veramente sono molto attenti, adesso si trovano allo stand della stradale, sono stati prima allo stand della scientifica, adesso seguiranno l'esibizione È molto importante, ecco, essere tornati in centro ci consente di avvicinarci ai cittadini, di far conoscere i nostri servizi e le nostre attività ai cittadini.
Benissimo, allora io ringrazio il signor Questore Vito Montarulli, Questore della provincia di Treviso, per la sua disponibilità. Auguriamo naturalmente buona festa a lei e a tutta la Polizia di Stato, ed è una festa anche per i trevigiani naturalmente quella di oggi. Mi fa piacere, anche buona Pasqua a tutti gli ascoltatori, alla stampa che ci segue con molta attenzione. Grazie a lei, grazie a Francesco Ceroni. Io Marta ti restituisco la linea. Grazie Lina per questo collegamento dal cuore di Treviso, dove abbiamo visto è in corso la festa della polizia che naturalmente non è solo a Treviso ma in tutti i principali capoluoghi della nostra regione, nella quale appunto si stanno facendo queste celebrazioni anche con delle commemorazioni ai caduti. Vedremo nel corso del nostro telegiornale anche i servizi che sono stati realizzati dalle altre redazioni. Ma noi continuiamo con la cronaca e andiamo a Mestre perché sono stati davvero attimi di paura quelli vissuti ieri sera in un supermercato cittadino. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Ilaria Marchiori assieme a Paola Barbato. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete alle mie spalle ci troviamo proprio al Prix, il supermercato, il discount qui di via Calabria a Mestre. Scusate, avete pazienza, ho un ritorno in studio. Sentivo, scusate, il volume alto. Dicevamo qui al Prix di via Calabria, Mestre, Chirignago, ieri sera poco dopo le 20:30 attimi di paura perché un uomo è entrato qui col volto completamente coperto e armato, sembrerebbe proprio di una pistola, puntando immediatamente alla cassiera che si trovava all'interno, la prima che ha trovato, e intimandole di darle dei soldi. Lei gli ha dato l'incasso dell'intera giornata, si tratterebbe di circa 1.000 euro, dopodiché ovviamente lui non ha fatto altro, non è stata ferita e è fuggito poi da questa porta senza che sia stato ancora trovato. Sul posto poco dopo sono intervenute le volanti della polizia qui di Mestre, ma ovviamente dell'uomo ancora non c'è traccia. Siamo riusciti ad avere alcune dichiarazioni di questa ragazza, che però non ha voluto naturalmente rilasciarle alle telecamere, né vuole che insomma si conosca l'identità, il suo nome, perché ha avuto davvero tanta paura. Lei gli ha detto: io non ti ho fatto niente, io non c'entro niente. Sembrerebbe che sia trattato di un uomo non italiano, probabilmente uno straniero, perché sembra avesse un accento dell'est. Dopodiché lei gli ha dato l'incasso, ma la paura è stata davvero tanta. Oggi è anche dovuta rientrare sul posto di lavoro perché ci sono dei colleghi in ferie, quindi per non far rientrare questi colleghi, perché ovviamente queste sono poi le questioni pratiche, no, che ci si trova ad affrontare proprio nella quotidianità anche sui posti di lavoro, ma ovviamente, come si può immaginare, è stata davvero sconvolta da quanto successo. Naturalmente, in base anche poi alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti che stanno analizzando, gli agenti della polizia che è intervenuta qui sul posto, si cercherà di trovare questo rapinatore, il responsabile di questo colpo qui al Prix di via Calabria, però al momento ancora non c'è traccia, perché comunque è riuscito a scappare. Sul posto poi è intervenuta anche, oltre alle volanti, la polizia scientifica per un sopralluogo e un'eventuale ricerca di ulteriori indizi, soprattutto anche di impronte che possano ricondurre al responsabile. Le indagini stanno proseguendo e si cerca naturalmente, se ci saranno ulteriori novità da parte anche della polizia, noi che siamo continuamente in contatto cercheremo di capire se riescono ad arrestarlo oppure no, a prenderlo e a trovare il responsabile di questo colpo qui avvenuto ieri sera al Prix di via Calabria a Chirignago. Se non ci sono altre domande, so che c'è un collegamento pronto a brevissimo, per cui restituisco la linea allo studio.
Grazie a Ilaria Marchiori e Paola Barbato per questo collegamento. Noi restiamo nel veneziano perché andremo tra pochissimo a Jesolo per parlare della nuova ordinanza anti-alcol che è stata emanata dall'amministrazione comunale in vista insomma, delle festività pasquali. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Subito dopo andremo a Jesolo, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Jesolo, ringrazio per essere con noi, li vedo ora collegati, il sindaco Valerio Zoggia e Angelo Faloppa, presidente Confcommercio San Donà Jesolo. Una buona giornata e grazie per essere con noi. Allora, a Jesolo perché sta diciamo di fatto con le festività pasquali e soprattutto con il ponte di Pasquetta per iniziare la nuova stagione e sindaco avete deciso di mettere le mani avanti, no? Dopo anche quanto accaduto lo scorso anno con questi eccessi diciamo conseguenti alla movida di gruppi di giovani e giovanissimi, avete deciso di firmare già l'ordinanza cosiddetta anti-alcol. Vuole spiegarci innanzitutto, sindaco, che cosa accadrà, in che cosa consiste? Sì, buongiorno a tutti quanti. Diciamo, ci ricordiamo cosa è successo qualche anno fa, proprio il giorno della Pasquetta, in cui abbiamo avuto grossi problemi di ordine pubblico, e anche l'anno scorso, non solo la Pasquetta ma anche nei weekend in genere. Un incontro ho avuto col commissariato per coordinarci un po' tra forze dell'ordine, polizia locale eccetera. Il vice commissario ci ha avvisato che nei controlli che stanno facendo loro hanno già visto che più di qualche decina di pullman si stanno organizzando soprattutto per il giorno di Pasquetta di venire a Jesolo per divertirsi. Allora, finché vengono a divertirsi va tutto bene, però la nostra paura è che vengono non solo per divertirsi ma anche per eccedere, soprattutto nel consumo di alcol. E quindi per evitare certi episodi ho ripetuto l'ordinanza dell'anno scorso che vieta il consumo di alcol in aree pubbliche, quindi strade, piazze eccetera, dalle 22 di sabato 16 aprile alle 24 di lunedì 18 aprile. Quindi si può consumare solo all'interno dei locali, nelle terrazze, nei plateau, ma non sulle strade, sulle piazze come dicevo prima. È consentita la vendita di questi prodotti, però devono essere contenitori sigillati. E se uno va a prendersi una bottiglia di vino per portarla a casa può tranquillamente farlo, però chi vende la bottiglia di vino o altre cose, altre bottiglie di alcol, deve metterlo in contenitori sigillati. Questo per evitare eccessi e quindi è meglio stare tranquilli. Ecco. Ovviamente, sì, no, prego. Sì, ovviamente la polizia locale farà tutti i controlli, ma non solo, penso anche alle altre forze dell'ordine. Tra l'altro abbiamo messo anche nell'ordinanza che il controllo sarà fatto su documenti originali e non su social, sul telefonino, perché ultimamente ci dicono gli esperti che ci sono tanti profili falsi e quindi persone che non sono magari maggiorenni, ma in realtà non sono maggiorenni, sono minorenni, oppure addirittura persone con identità diverse. Stiamo vedendo adesso delle scene che non vorremmo assolutamente che si ripetessero nel nostro comune. Ecco, un'ordinanza dunque che è stata concertata anche dall'amministrazione comunale, così come già avvenuto l'anno scorso anche con le associazioni di categoria, perché naturalmente si debbono anche mettere insieme come dire, no, i diversi aspetti, il divertimento quello sano e quindi ovviamente il diritto di lavorare poi da parte di tutti i locali che stanno chiaramente aspettando con grande ansia
prepararsi alla nuova stagione, ovviamente per rimettere in sesto dei bilanci che purtroppo a causa della pandemia hanno subito le conseguenze che tutti noi sappiamo. Quindi Faloppa, diciamo, sul tavolo, le vostre richieste quali sono state? Beh, intanto siamo perfettamente in sintonia con l'amministrazione comunale per l'ordinamento. Ci voleva, anche perché è un atto di civiltà non bere nelle piazze. Diciamo che i problemi più grossi anche delle immagini che abbiamo viste sono di giovani, giovanissimi, che sono anche minorenni. E quindi sono ragazzi che non possono neanche bere e consumare alcolici all'interno dei nostri pubblici esercizi e ultimamente ci sono dei controlli molto ferrei, diciamo anche da parte dei gestori stessi. Il problema è che questi ragazzini così giovani spesso vengono con la volontà e con lo scopo unico, quello di creare disordini, e lo vediamo un po' in tutta Italia, cioè non è soltanto Jesolo. Jesolo è un grande catalizzatore perché ha questa immagine di città un po' del divertimento, quindi a Jesolo un po' di più degli altri, diciamo, come località. Però vediamo che i disordini fatti dai ragazzini sotto i 18 anni sono sempre più frequenti, e questi qua di solito si portano gli alcolici da casa e hanno la tendenza a bere addirittura nei parcheggi, ubriacarsi e poi fare un po' disastri un po' dappertutto. Quindi va bene l'ordinanza e va bene il controllo del territorio, perché le prenotazioni stanno andando molto bene. Questo periodo di Pasqua, voi sapete che in bassa stagione il clima, il meteo è fondamentale per noi, e quindi col bel clima che si sta prospettando le prenotazioni sono veramente tante, e i clienti che vengono per 2 o 3 giorni hanno il piacere di divertirsi, ma anche di restare sereni, tranquilli, senza disagi di nessun tipo. Quindi ben venga questa ordinanza. Ecco Faloppa, peraltro lei toccava un punto senz'altro molto significativo, che è quello del fatto che molto spesso si tratta di giovanissimi, di minorenni che non potrebbero, cioè non possono nemmeno acquistarli gli alcolici, no? Quindi ovviamente da qualche parte però evidentemente c'è qualcuno che glieli vende anche questi alcolici, per cui è chiaro che naturalmente anche voi come associazione di categoria siete chiamati, insomma, no? in prima linea a verificare. Certo, dobbiamo verificare, ma io le assicuro che la stragrande maggioranza dei locali, poi la mela marcia c'è dappertutto, però le assicuro che la maggior parte dei locali verifica, controlla i documenti, e quindi ci sono meno problemi all'interno di questi nostri locali che non all'esterno, francamente. Penso anche ai negozi, Faloppa, no? Penso anche ai negozi, perché magari vanno a comprarli nei negozi, non solo nei locali, no? Diciamo che il sindaco diceva che possono andare a acquistare perché siano confezionati, sì, ma un minorenne non potrebbe acquistare neanche sui negozi, quindi il controllo deve essere fatto da tutti. Senz'altro. Sindaco, dal punto di vista quindi dei controlli, lei accennava prima alla polizia locale naturalmente, ma anche le altre forze dell'ordine. Che piano, diciamo, avete predisposto per questo primo ponte, per questo primo lungo weekend particolarmente caldo su questo fronte? Speriamo anche sul clima, così tutti coloro che vorranno venire a farsi una passeggiata al mare, a godere dei primi tepori della primavera, possano farlo in tutta tranquillità. Sì, diciamo che il meteo dovrebbe essere sicuramente favorevole, anche perché di quello che mi dicono gli operatori, ma il Presidente Faloppa sicuramente lo sa meglio di me, visto che gestisce anche un hotel, un albergo, sembra che stiano arrivando anche diversi tedeschi, di turisti di lingua tedesca, svizzeri, austriaci, eccetera. Quindi è sicuramente, credo, una buona partenza. Per quanto riguarda i controlli, ovviamente c'è un coordinamento tra le forze dell'ordine con la nostra polizia locale. Addirittura è previsto anche il controllo quando arrivano questi bus con queste persone, perché di solito e spesso non è che vanno a acquistare la bottiglia di alcol o
o più bottiglie nei nostri supermercati, ma arrivano già con le casse, con i cartoni di alcol, di superalcolici spesso, e addirittura anche sulle bauli delle macchine, quindi ci saranno dei controlli mirati anche con questi casi, perché gli altri anni ce n'erano tantissimi, e quindi dei controlli ovviamente in modo ampio. E abbiamo comunque quest'anno potenziato la videosorveglianza, soprattutto nelle zone più importanti del Lido, soprattutto per controllare questi eccessi, queste baruffe che stanno facendo i giovani, ma anche per controllare poi, speriamo quest'anno in modo minore dell'anno scorso, gli spacciatori, che purtroppo ci sono sempre, e quindi le videosorveglianze che poi la centrale è presso la polizia possono controllare anche questo tipo di fenomeni. Abbiamo inoltre ampliato l'organico della polizia locale, perché noi storicamente negli ultimi anni abbiamo avuto sempre 50-52 agenti, 10 hanno iniziato assunti a tempo indeterminato il 1° aprile e altri 11 inizieranno a poco per la stagione, quindi saranno stagionali, perché vogliamo portare l'organico intanto quest'anno già a 70 e il prossimo anno, se è possibile, ancora di più, ovviamente se i vincoli di bilancio ce lo permetteranno. Confido che ci siano meno problemi quest'estate nei weekend, perché rispetto all'anno scorso abbiamo una novità importante. La novità è che le discoteche saranno aperte, mentre l'anno scorso erano tutti in piazza, tutti in spiaggia eccetera, quest'anno credo che una parte dei giovani andranno nelle discoteche, quindi non perché nelle discoteche si comporteranno bene, ma nelle discoteche sono su un ambiente più controllato, perché è più piccolo, non è la spiaggia, che la spiaggia di Jesolo, ricordo, sono 15 km, oppure le varie piazze, quindi sono più controllabili dalle forze dell'ordine, ma anche degli addetti alla sicurezza di questi locali. Quindi spero vivamente che ci siano meno problemi rispetto agli altri anni. Quindi diciamo, Sindaco, un ritorno alla normalità anche dal punto di vista, insomma, no, delle normative anti-Covid, e quindi della situazione, diciamo, che consente di ritornare a frequentare quei locali che l'anno scorso erano chiusi, che voi diciamo auspicate possa come dire, avere delle conseguenze positive anche sulla questione della sicurezza e dell'ordine pubblico. Certo, diciamo, i giovani ovviamente sono i ben voluti e ci fa molto piacere che arrivino da noi, però devono venire per divertirsi, per prendere il sole, per mangiare, tutto quello che vogliono, però non possiamo accettare certi episodi che abbiamo visto l'anno scorso nei weekend. Non è possibile, non è tollerabile. Quindi pugno duro, controlleremo tutti, venite pure ragazzi, ragazze, tutti chi vuole venire, però comportatevi da persone civili. Questo è l'unico messaggio che voglio dare. Jesolo è pronta, sarà ospitale come sempre, ci fa tantissimo piacere ritornare alla vita normale tutti quanti come eravamo prima, però bisogna eliminare gli eccessi. Ecco, Faloppa, peraltro questo vi ha visto impegnati anche come associazione anche lo scorso anno, no? Quindi nel cercare di stimolare anche le famiglie, a fianco naturalmente dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine, nel sensibilizzare i ragazzi, perché naturalmente tutti siamo stati giovani e tutti abbiamo avuto voglia di divertirci, ma appunto, come diceva giustamente il sindaco, è necessario, insomma, utilizzare il buon senso e i comportamenti corretti, no? Sì, beh, diciamo che le famiglie hanno una responsabilità enorme, insegnare certe cose ai ragazzi, ma soprattutto non mettere la testa sotto la sabbia e far finta di non vedere. I figli i genitori dovrebbero veramente dialogare tra di loro, ma altra cosa importante è che spesso purtroppo vedi situazioni totalmente diverse. Se noi facevamo qualche marachella da giovani, i genitori ci bloccavano o addirittura ci penalizzavano in qualche maniera. Adesso ci sono i genitori che arrivano con gli avvocati per difendere i figli, quindi scusatemi, ma veramente stiamo sbagliando tutto. I genitori devono fare i genitori
e quindi se questo fosse fatto seriamente probabilmente non avremmo tutti questi minorenni che creano disastri in tutte le nostre città. Ecco, accennava prima il sindaco alle previsioni, diciamo voi come associazioni che sentore avete? Perché chiaramente la Pasqua sarà fatta soprattutto da turisti che vengono per i 2 o 3 giorni, turisti italiani o chi viene anche semplicemente in giornata a fare la gita di Pasquetta, ma comincia ad esserci già anche qualche movimento da oltre confine. Sì, in effetti tanti dei clienti che hanno prenotato anche nel mio albergo e quindi ho una testimonianza diretta sono austriaci e tedeschi, quindi maggioranza italiani naturalmente, però ci sono anche questi perché visto il bel tempo voi sapete che in 2 ore dalla Carinzia si arriva a Jesolo. E quindi questo ci agevola molto rispetto a tante altre località d'Italia perché i confini sono molto vicini. E poi per quanto riguarda quello che diceva prima, la responsabilizzazione, noi la settimana scorsa abbiamo fatto una riunione, un convegno con la nostra associazione, con tutti i pubblici esercizi e col SILB, con le discoteche e assieme a tutte le forze dell'ordine e abbiamo dato la nostra disponibilità ad essere sempre più presenti, sempre più in sintonia con le nostre forze dell'ordine. Dobbiamo ricordarci tutti che non sono qui per penalizzare il nostro lavoro, ma sono qui per aiutarci a farlo in maniera seria e corretta. Quindi massima disponibilità e massima collaborazione. Ecco Sindaco, a proposito di forze dell'ordine, lei prima accennava all'organico, no? E a questa importante novità che avete di rafforzamento per quanto riguarda la polizia locale. Sappiamo che ogni anno vi confrontate poi in sede anche di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica per i famosi rinforzi che devono arrivare sul litorale per quanto riguarda appunto la polizia e i carabinieri, nota dolente, no? Più volte segnalata anche dall'amministrazione comunale che a gran voce chiedevano i rinforzi e sappiamo insomma che anche in passato non sono state proprio del tutto soddisfatte quelle che erano le vostre richieste. In questo senso quest'anno com'è la situazione? Sì, diciamo ovviamente la richiesta che facciamo noi, ma non solo Jesolo, ma anche le altre spiagge del Veneto, e di avere più aggregati, più rinforzi estivi. C'è una buona notizia per quanto riguarda i carabinieri perché solo a Jesolo arriveranno una trentina in più e quindi abbiamo già trovato gli alloggi perché come comune sosteniamo noi questi costi. Non ho ancora notizie certe di quanti arriveranno alla polizia. Io confido che, avendo già sensibilizzato per tempo il signor Questore e il signor Prefetto, che arrivi qualcuno in più dell'anno scorso perché erano veramente pochi l'anno scorso e quello che io continuo a insistere, che io insisto a chiedere è che nei fine settimana, sabato soprattutto ma probabilmente anche il venerdì e anche la domenica, il controllo, il servizio assieme alla nostra polizia locale duri tutta la notte. Ci sia tutta la notte, non solo fino alle 2 di notte, 3 di notte, perché purtroppo gli eccessi si verificano soprattutto dalle 2 in poi, quando manca organico di polizia, ci sono solo i nostri vigili e quindi io continuo a chiedere anche quest'anno le solite cose che spero quest'anno ci accontentino un po' di più. Ecco, un'altra questione, oltre alla sicurezza diciamo vera e propria, anche quella della sicurezza sulle strade. Purtroppo abbiamo visto che le ultime sono state settimane davvero tragiche sulle strade della nostra regione e quindi ovviamente c'è anche una certa apprensione in vista proprio delle festività pasquali che metteranno in auto tantissime persone. C'è chi lo farà durante la giornata, chi lo farà la sera, la notte, magari per ritornare a casa dopo aver trascorso la serata sul litorale. In questo senso diciamo qual è il suo appello, Sindaco? Ma l'appello è quello che abbiamo fatto prima, di usare il buon senso, di non mettersi alla guida se si beve. Se vengono qua i ragazzi è normale, dicevamo prima che siamo stati giovani anche noi, è normale bere la birra, il bicchiere di vino, l'amaro eccetera, però quando si beve non si può guidare. Quindi
o si mettono d'accordo, se sono in 3-4, uno non beve o un ragazzo, una ragazza, oppure tanti so che prenotano qua, quindi le famiglie stesse si attivano perché non ritornano a casa la notte ma restino qua da qualche parte, un appartamento, albergo eccetera. Quindi noi come polizia locale faremo i nostri controlli in uscita da Jesolo come al solito dalle 2 in poi. Purtroppo ogni anno, ogni sabato soprattutto vengono ritirate più di qualche patente e ovviamente con le sanzioni, con tutto quello che ne consegue. Quindi l'invito che ho fatto prima, lo ripeto, ragazzi, ragazze, venite qua, divertitevi, siamo a vostra disposizione, fate tutto quello che volete, però per cortesia non eccedete, perché stiamo lavorando tutti per rendere una località più sicura possibile e anche poi questi episodi vanno a finire anche nella stampa, giustamente, nelle TV eccetera, e quindi danneggiano anche l'immagine turistica della nostra città e quindi non possiamo, non li accettiamo. Saremo sempre più cattivi su questo aspetto. Tutto il resto noi siamo a disposizione dei nostri ospiti. Certo Faloppa, perché anche questo viene in qualche maniera, può danneggiare, come diceva il sindaco, no? L'immagine della città, un'immagine che voi siete attivamente impegnati a promuovere sia in Italia che anche all'estero, no? Con grandi sforzi. Noi facciamo grossi sforzi per promuovere le nostre località e a volte basta poco per qualche immagine negativa o qualche situazione negativa per metterci in difficoltà. Siamo appena usciti da 2 anni di pandemia che ci hanno veramente penalizzato tantissimo. Adesso c'è una guerra, anche la guerra, se qualcuno dice sì ma è abbastanza lontana da noi, no, non è assolutamente vero, perché il turismo ha bisogno di tranquillità e di serenità. Anche il fatto di vedere immagini così terribili come vediamo tutti i giorni in televisione ci fanno star male e non ci mettono neanche come stato d'animo disponibili a trascorrere delle vacanze serene. Quindi il turismo ha bisogno di serenità, tranquillità, ordine e sicurezza. Tutte queste cose sono fondamentali per potersi promuovere correttamente all'estero e in Italia. Certo, ognuno di noi può fare la sua parte, no Sindaco? Quindi venite a Jesolo ma usate la testa a partire già da questo prossimo fine settimana per le vacanze di Pasqua. Bravissima, noi siamo qua prima per accogliere tutti, la città è pronta, già 100 alberghi sono aperti già questo weekend, nei prossimi weekend apriranno tutte le attività e quindi la città è sicuramente prontissima per affrontare una bellissima estate. Le previsioni, non meteo, le previsioni diciamo dei pernottamenti dicono che sarà una bellissima estate, meglio dell'anno scorso addirittura, che è stata comunque positiva, e quindi vi aspettiamo numerosi per trascorrere le meritate vacanze in tranquillità. Grazie, allora io vi ringrazio, grazie mille al sindaco di Jesolo Valerio Zoggia e a Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio Jesolo San Donà. Una buona giornata e una buona Pasqua naturalmente. Grazie a voi e buona Pasqua a tutti. Grazie, un saluto. Ora noi dovremo tra pochissimo andare a collegarci con il collega Christian Arboit che si è recato a Pieve di Soligo, ma abbiamo ancora qualche problema con il collegamento, per cui possiamo vedere alcuni servizi di cronaca relativi a eventi che si sono appunto verificati nelle ultime ore. Partiamo da Treviso, dove purtroppo è stato ritrovato il corpo senza vita di un camionista di 54 anni all'interno del suo tir a Castelfranco. A stroncarlo, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato un malore. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati alcuni suoi colleghi in sosta in un'area della zona industriale di Castelfranco. Erano le 22:30 quando i camionisti si sono avvicinati alla cabina del tir che si trovava parcheggiato a lato della carreggiata. Una volta guardato dentro hanno visto l'autista in una posizione anomala, era accasciato sul sedile ma non stava dormendo. Era morto, fulminato probabilmente da un malore. 54 anni, ungherese, l'autista ha fatto in tempo ad accostarsi sul lato strada prima di spirare, forse conscio di quanto gli stava accadendo.
I camionisti hanno immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto insieme ai sanitari del SUEM. La salma al momento è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Una tragedia molto simile a quella avvenuta il 5 aprile scorso a Pederobba, quando il notissimo ristoratore Paolo Fantin era stato colto da un malore fatale alla guida del suo furgone, riuscendo soltanto a fermarsi a bordo strada prima di morire. Ed ora a Venezia, dove la Procura della Repubblica ha deciso di archiviare l'indagine sulla presunta alterazione delle prove del DNA nel caso Yara Gambirasio e Bossetti, ovviamente, che si trova in carcere per il delitto. Sentiamo. È stata archiviata l'indagine sulla presunta alterazione delle prove del DNA nel caso Bossetti. Era l'ultima speranza di riapertura del processo per l'uomo condannato all'ergastolo per la violenza e omicidio di Yara Gambirasio. La Procura di Venezia archivia l'indagine, nessuna volontà di deteriorarli. Nei procedimenti giudiziari non è emersa alcuna prova di un piano orchestrato allo scopo di depistare eventuali nuove indagini difensive, lasciando intenzionalmente deperire il DNA di Ignoto 1. Per questo motivo la Procura della Repubblica di Venezia ha chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto dal procuratore aggiunto Adelchi D'Ippolito in seguito alla denuncia presentata da Massimo Bossetti, l'uomo ormai condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara. Hanno colpito anche in 2 parrocchie dell'Alta Padovana 2 truffatori che chiedevano ai sacerdoti dei versamenti per ottenere ingenti donazioni da anziani fedeli defunti. In 2 parrocchie dell'Alta Padovana una truffa è andata a segno, l'altra no. Era un meccanismo consolidato quello utilizzato da 2 cinquantenni residenti a Ferrara. Chiamavano il parroco, spiegavano che un anziano defunto da poco aveva destinato alla comunità un'ingente donazione e la famiglia era d'accordo. Chiedevano il versamento di qualche migliaia di euro dopo aver telefonato a un sedicente avvocato. Dopo essere stato contattato è stato il sacerdote di una delle comunità di Cadoneghe a capire che qualcosa non andava e a rivolgersi alla curia prima di fare qualsiasi cosa. Da qui un'indagine che ha portato alla luce una lunga serie di truffe, una trentina tra il Padovano e l'Emilia Romagna. In tribunale a Padova è in corso il processo a carico di 2 cinquantenni accusati di truffa, tentata truffa e sostituzione di persona. E spavento questa mattina per un anziano e la figlia che sono stati sorpresi da un incendio a ridosso della loro abitazione nel Basso Vicentino. Barbarano Mossano, provvidenziale l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere le fiamme di un annesso rustico prima che avvolgessero l'abitazione affiancata in via della Conciliazione. L'allarme è scattato verso le 5 di questa mattina, mentre i vicini di casa hanno soccorso ed evacuato un anziano residente e la figlia. Da Lonigo e Vicenza sono arrivate le squadre di soccorso, 14 uomini con 2 autopompe, un'autoscala e un'autobotte. A complicare le operazioni la presenza nell'annesso agricolo di bombole di GPL, in corso di accertamento le cause dell'incendio. Ecco, ora abbiamo in collegamento Christian Arboit da Pieve di Soligo, dove c'è sconcerto tra la popolazione, ve l'abbiamo raccontato nel nostro TG di ieri sera. C'è stato l'interrogatorio da parte del pubblico ministero del cittadino marocchino che è in carcere per l'omicidio del signor Armelin. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Mi trovo in piazza a Pieve di Soligo davanti al municipio. Sto tentando di capire qual è l'umore della popolazione, di chi conosceva Adriano Armelin all'indomani di questo interrogatorio con il marocchino 36enne che, come dicevi te, di fatto ha ridimensionato per certi versi il suo ruolo nella vicenda. Di fatto ha detto: è stato un litigio finito male, io non volevo uccidere. Marocchino 36enne che ha affermato di
aver conosciuto Armelin, i due si conoscevano. Perché? Perché di fatto, ha detto il giovane uomo marocchino, era molto generoso, quindi quando avevo bisogno di qualche euro andavo da lui. Quindi di fatto non era un volto nuovo per Armelin, stando ovviamente alla ricostruzione del marocchino che comunque ha confermato di essersi presentato alla porta di Armelin, che quest'ultimo gli avrebbe aperto, quindi senza particolari problemi. Poi, una volta di fatto in casa, l'uomo, non si sa come, non lo si è capito, sarebbe caduto autonomamente, riportando una ferita, iniziando a sanguinare. In quel momento, stando sempre, lo ripeto, alla ricostruzione del marocchino, avrebbe intimato a quest'ultimo di andarsene. Questo, in preda ai fumi dell'alcol, però avrebbe cominciato a spintonarlo, facendolo cadere un'altra volta, e poi appunto come sapete c'è stato quel momento non solo di concitazione, ma Armelin è stato legato dall'uomo, da questo marocchino, che poi ha preso, se n'è andato per poi ritornare. Questa di fatto è la ricostruzione. L'uomo ha anche detto di essere stato in preda ai fumi dell'alcol, che con sé aveva una bottiglia di rum che continuava a bere anche nel momento, diciamo così, della discussione, dell'incontro con Armelin. Questi i particolari dati da Mohamed Boumaran, questo 36enne che si trova ovviamente nel carcere di Sant'Avona. Ti posso dire, Marta, che ho già parlato con alcuni amici, anche molto intimi di Armelin, che però non vogliono rilasciare dichiarazioni pubbliche e che credono poco a questa versione dei fatti del marocchino. Dicono anche che non erano a conoscenza di che Armelin avesse per l'appunto una conoscenza diretta con quest'uomo, ma aveva anche detto che il marocchino ha parlato di brevi visite proprio per avere questi euro. Marocchino che fino a una settimana prima della data della tragedia, quindi del 25 di marzo, lavorava in un'azienda della zona che produce materassi, e dalla quale appunto sarebbe rimasto a casa, quindi era fresco di licenziamento. Questo ha sempre detto il marocchino. Adesso bisogna capire ovviamente se saranno rilasciate altre dichiarazioni, resta ovviamente da ricostruire ancora nel dettaglio la scena del crimine. Come sai, ci sono stati i RIS, ma probabilmente ritorneranno, quindi è un mosaico ancora da comporre, quello del luogo della tragedia e la dinamica che ha portato ovviamente alla morte dell'82enne Armelin, i cui funerali, come ben sai, si sono svolti la scorsa settimana. C'era anche il presidente della regione Luca Zaia, che ha detto la pena deve essere severissima, devono essere buttate via le chiavi, parole molto forti e nette quelle del governatore Zaia. Resta poi da fissare, ma tenterò di capirlo anche con il sindaco Stefano Soldan, la data della fiaccolata di questa processione civile di solidarietà e in memoria appunto di Adriano Armelin, che era stata preannunciata poco prima dei funerali. Questo per il momento da Pieve di Soligo. Ecco, volevo chiederti, Christian, un'altra, cambiando naturalmente argomento, l'altro fronte sul quale stai lavorando oggi, perché questa mattina c'è stato un sopralluogo, no, importante sul Piave ai cantieri di realizzazione dell'impianto che servirà poi anche per ottimizzare quelle che sono le risorse idriche. In questo senso cosa puoi dirci? Sì, si tratta di un'opera, Marta, molto attesa da parte delle comunità di Sernaglia e Nervesa, e non solo, perché di fatto è un anello di congiunzione importante nella rete idrica di tutto l'Alto Trevigiano. Portare avanti quest'opera da 2 milioni di euro, una delle principali sul territorio, forse è il principale cantiere al momento attivo, è ATS, Alto Trevigiano Servizi, accanto appunto
a un'impresa trevigiana. Quest'opera rappresenta un tassello strategico proprio per l'approvvigionamento idrico di tutto il territorio in gestione di ATS. Sono circa 52 comuni, prevalentemente in provincia di Treviso, ma anche a Belluno e nel Vicentino. L'obiettivo di fatto è quello di interconnettere la zona nord e la zona sud del Piave per garantire l'approvvigionamento idrico della popolazione nei momenti di siccità o nei casi appunto di inquinamento della falda acquifera. Per la sua importanza il sito poi oggi è stato visitato anche da una cinquantina di studenti dell'Università di Padova. Si tratta di un'opera ingegneristica idraulica dell'ultima generazione, una condotta che per l'appunto non è una normale condotta, ma appunto utilizza le migliori tecnologie proprio per arrivare ad un risparmio della risorsa idrica. Non solo, questa risorsa idrica poi servirà anche a produrre energia elettrica, quindi ci sarà una sorta di salto che garantirà anche questo tipo di utilizzo. Questa mattina ho parlato anche con l'amministratore delegato di ATS, con il quale siamo tornati anche sul tema caldissimo delle bollette, e rassicura tutti i cittadini sul fatto che le bollette dell'acqua, perlomeno queste, non aumenteranno, anche perché la tariffa idrica ha parametri ovviamente diversi da una bolletta elettrica. Ti racconto anche una curiosità che è figlia dei tempi, Marta. Ho parlato con l'impresa che si è occupata e si sta occupando dei lavori, e fino a qualche settimana fa c'erano dei timori, molto più che dei timori, molto forti sulla sospensione dei lavori, perché ovviamente c'era il problema del caro gasolio e dell'approvvigionamento del gasolio. I costi per le pompe di drenaggio erano di fatto esplosi in mano, da 2.500 preventivati al giorno a circa 6.000, quindi non solo i costi ma anche la difficoltà proprio a reperire il gasolio. Sono state settimane molto tese, ci ha detto l'imprenditore, ma siamo andati avanti nonostante tutto con i lavori, e adesso appunto la situazione sembra più tranquilla. Comunque di fatto, come ti dicevo, si tratta di una delle opere idrauliche principali attualmente in territorio di Marca, e non solo. Questa sera nel corso dei telegiornali vedrete le immagini di questa opera tutto sommato imponente nella zona di Falzè di Piave. Grazie davvero Cristian per questo collegamento, buon lavoro, un saluto, ciao. Buon lavoro. Grazie a Cristian Arboit. Noi proseguiamo con un'altra notizia di cronaca che ci arriva dalla provincia di Treviso, ed è quella relativa ad una maxi serra di marijuana che è stata scoperta in un'abitazione di Istrana. In manette una donna. Non una serra amatoriale, ma qualcosa di simile a un centro di produzione da professionisti dello spaccio. Oltre 1.500 piante di marijuana con lampade, ventilatori, impianto di aerazione e riscaldamento. La maxi serra si trovava a Istrana, nell'abitazione di una donna di origini cinesi. A tradirla e a farla finire in manette sono stati gli inevitabili altissimi consumi energetici della coltivazione, tanto da spingere i carabinieri a indagare e a mettere in atto il blitz, nel quale hanno scoperto la mega coltivazione. Sequestrato nella casa della cannabis anche un quantitativo importante di droga già pronta per essere messa sul mercato. La marijuana prodotta a Istrana sarebbe andata a finire sul mercato dei giovani consumatori della Castellana, e non solo. Accertamenti sono in corso per chiarire se la straniera avesse o meno dei complici. Ed ancora droga, perché aveva 3 etti di marijuana in casa. È stato arrestato dai carabinieri un cittadino di Sant'Orso nel Vicentino. Arrestato in flagranza un cittadino di Sant'Orso di 33 anni, disoccupato e con precedenti. L'uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare scaturita da alcune attività investigative dei carabinieri, del nucleo operativo di Schio e Piovene Rocchette, è stato trovato in possesso di 295 grammi di marijuana e 2,3 grammi di chetamina, entrambe suddivise in dosi, oltre a bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.
Ed ora parliamo di Covid, abbiamo i dati relativi al bollettino regionale di oggi sui contagi. Purtroppo nelle ultime 24 ore, come spesso accade il martedì, quando c'è l'aggiornamento dei dati dopo il fine settimana, c'è stato un balzo di contagi nelle ultime 24 ore. Siamo a 8.723 nuovi positivi e 3 vittime. Scende il dato relativo alle persone attualmente positive. In Veneto in questo momento ci sono chiuse in casa per il Covid 77.548 persone, 921 in meno rispetto a ieri, ma salgono però i ricoveri in area non critica. Ci sono 919 persone negli ospedali del Veneto, più 48 rispetto a ieri, 44 sono ricoverate invece in terapia intensiva, una in meno rispetto a ieri, e sta suscitando non poco dibattito la ipotesi più che probabile che l'obbligo di continuare ad utilizzare le mascherine al chiuso, in particolare a scuola, sia prorogato sino alla fine dell'anno scolastico, un tema che è stato affrontato ieri sera nel corso di Ring. Sentiamo un estratto. Se uno va a vedere poi i dati riferiti al numero di contagi, al numero di ricoveri e al numero di decessi, i nostri dati rispetto a quelli della Gran Bretagna sono assolutamente assimilabili, però con delle grandi differenze rispetto alle restrizioni che hanno anche condizionato le libertà dei cittadini, le libertà costituzionali, e credo che oggi davvero non ci sia più nessuna ragione al mondo per ridurre la libertà dei nostri concittadini. Un eccesso di prudenza che stride un po', come diceva giustamente Marco Bonnet, con la realtà dei fatti, quello che sta succedendo oggi nella nostra quotidianità, dai parchi ai pomeriggi, alle attività sportive. Quindi secondo me il governo voleva dare un segnale ancora di ulteriore prudenza, però francamente credo che ormai non ci siano più le condizioni, ma soprattutto non c'è più la predisposizione per riuscire a seguire in modo scrupoloso quelle regole che francamente ormai cominciano a non aver più senso. È evidente che la convivenza è ufficialmente cominciata e ci siamo dentro a tutti gli effetti. Forse avrebbe più senso, ormai la diffusione di questo virus è talmente tanto diffusa che forse vale la pena cominciare a far abituare anche i nostri corpi a tutti quei virus, quei batteri che girano, e quindi magari l'utilizzo della mascherina oggi ci consentirebbe anche di sviluppare degli anticorpi in modo assolutamente naturale. Però insomma io credo che ci sia stato un eccesso di prudenza che però, come diceva giustamente Bonnet, stride con il comportamento delle nostre comunità. Ormai è veramente difficile tenere e indossare la mascherina, soprattutto finalmente sembra che le temperature stiano cambiando, quindi andiamo anche verso la bella stagione, le temperature un po' più miti, quindi io francamente la vedo un po' eccessiva, però continuo a rispettare quelle che sono le indicazioni che arrivano dal governo. Segretario Zorzi? La notizia è confermata, presumo che sia stato il risultato di una valutazione fatta all'interno dei vari uffici che vanno a comporre poi le decisioni politiche del governo, quindi presumo che siano stati assunti degli elementi tali da portare a questa decisione. Si parla comunque di un obbligo al chiuso, perché vedo appunto mascherine obbligatorie in classe al chiuso fino a giugno, quindi nei parchi, per strada, quello che già sta succedendo, insomma le mascherine non sono più obbligatorie. È senz'altro un principio di cautela, credo che sia importante comunque mantenerlo, così come l'abbiamo perseguito in questi 2 difficilissimi anni. Ricordiamoci che solo oggi comunque contiamo altri 115 morti a livello nazionale, quindi insomma non possiamo dire che la pandemia è finita. Sono d'accordo che dobbiamo convivere con questo virus, ma è vero anche che la mascherina si è dimostrata molto utile nei momenti più difficili. È di fatto uno strumento che può dare fastidio senz'altro, immagino soprattutto per chi ad esempio deve lavorare 8-9 ore insomma con la mascherina, però non è neanche uno strumento che ti limita la libertà e che ti costringe insomma a delle restrizioni tali per cui la tua vita possa essere stravolta. Si tratta di un obbligo fino a giugno, quindi presumo, ripeto, che si sia scelto nuovamente il principio di cautela, che è un principio che ci ha permesso insomma di reggere insomma in questi 2 anni.
Ecco, questo dunque l'estratto della nostra trasmissione Ring, condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino, andato in onda ieri sera, nella parte relativa appunto alle mascherine e all'ipotesi che pare appunto sempre più probabile di prorogarne l'uso al chiuso per quanto riguarda le scuole sino alla fine dell'anno scolastico. Torniamo ora a Treviso per cambiare argomento. Vedo che abbiamo in collegamento i nostri prossimi due ospiti. Ringrazio per essere con noi Alessandro Minello, docente di economia e politica industriale all'Università Ca' Foscari di Venezia, e Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e un caro saluto ad Alessandro. Buongiorno. Allora, parliamo di città, parliamo di Treviso, perché si è molto dibattuto in queste ultime settimane di quello che sarà il futuro della città, collegato soprattutto alla residenzialità. Molti grandi progetti immobiliari che sono stati realizzati sono rivolti ad una fascia di persone che ha un reddito sicuramente molto elevato per potersi permettere l'acquisto ma anche l'affitto di edifici, di appartamenti di questo genere, case di lusso bellissime, ma non per i giovani e non per le famiglie, cosa che sta determinando anche uno spopolamento del centro e della città in generale, con tutte le conseguenze che questo comporta. Professor Minello, lei ha analizzato a fondo questo fenomeno ed ha lanciato anche un allarme ben preciso. Sì, è un fenomeno che è in atto da tempo e che vede in generale la popolazione della città nel corso degli anni crescere per poi stabilizzarsi. Però all'interno della città abbiamo che il centro storico va spopolandosi. Pensate che risalendo un po' negli anni, in centro storico ci vivevano quasi circa 30.000 persone. Oggi sono non più di 6.000 circa quelli censiti all'interno del centro storico. Quindi esiste un problema di ruolo per il centro storico sicuramente. Va detto che questo è un problema che riguarda non solo Treviso, ma tanti altri centri storici riguardanti le città in Veneto e non solo. Però è chiaro che si nota un'inversione di tendenze, cioè crescono di popolazione la periferia e le aree limitrofe e cala quella del centro storico. Accanto a questo non è solo un problema di calo demografico, ma anche di età di chi vive in centro storico. Considerate che i giovani con meno di 15 anni oggi non superano il 10-11% all'interno della città di Treviso, e nell'ambito del centro storico questa percentuale scende notevolmente. Potremmo pensare che scenda intorno al 6-7%, quindi si dimezzi addirittura. Allo stesso tempo la popolazione che ha più di 65 anni in città è circa il 24%, in centro storico supera il 30%, quindi noi stiamo vedendo che non solo il centro storico diminuisce di residenti, ma chiaramente va anche aumentando l'età media e quindi il numero di persone anziane. Considerate che a Treviso oggi abbiamo 10.000 ragazzi con meno di 15 anni e ben 23.000 con più di 65 anni. L'indice di vecchiaia è oltre 200 in città, cioè vuol dire che noi abbiamo oltre 2 persone anziane per ogni persona giovane. Quindi è chiaro che tutto questo mette a repentaglio un po' la sostenibilità dello sviluppo dell'area centrale, che poi questo si ripercuote naturalmente anche sulle attività, perché accanto al calo demografico di solito c'è anche una diminuzione delle attività
commerciali, delle attività diciamo mercatali, che sono tutte quelle attività che vivono in primis con la residenza, con i giovani, con la popolazione stabile e poi solo in un secondo momento con diciamo la popolazione fluttuante come il turismo. E purtroppo in questi 2 anni di pandemia abbiamo toccato con mano quanto importante sia avere uno sviluppo demografico basato sulla residenza. Ecco, quindi in questo senso, mi scusi professore Capraro, no? Voi state, come dire, toccando sulla viva pelle, no? questa situazione, perché poi è chiaro che, come diceva il professor Minello, a cascata questo ovviamente si riversa anche su quelle che sono le attività commerciali, sui pubblici esercizi, la ristorazione, tutti i negozi, insomma, in generale, no? Ma ci sono 2 aspetti. Uno, questo sicuramente, il turismo permette di recuperare della ricchezza da fuori e portarla dentro. Quando manca la ricchezza all'interno, c'è bisogno di questa per rendere sostenibile un circuito economico, per cui il turismo serve a mettere in moto il commercio, i servizi, la città, da tanti punti di vista, in particolare da quello economico. In questi 2 anni abbiamo visto quanto manca in termini proprio di peso economico e in termini anche di riempimento di un vuoto, perché il turismo è stato utilizzato, e in parte anche gli eventi che non portano i turisti e portano i visitatori, sono stati usati per riempire un buco. Il buco che si è creato da quello che diceva il professor Minello, cioè dal vuoto residenziale, la città sempre più vuota, che veniva in particolare nei fine settimana e poi in altre occasioni riempita con i visitatori e con i turisti, che va bene da un certo punto di vista se serve per temporaneamente mitigare o se serve per far crescere un altro tipo di attrattività, appunto quella turistica. Ma se è la compensazione a ciò che manca, questo non va bene, perché poi quello che abbiamo ricavato a seguito di questi 2 anni che hanno specchiato i numeri della città in quanto tali, cioè privati al netto della componente visitatori e turisti, e abbiamo riscoperto quello che avevamo evidentemente capito ma non abbiamo toccato con mano, di una città vuota. Questo perché tutte le iniziative di cui abbiamo parlato sono iniziative che rispondono a una logica di mercato, ma non rispondono a una logica politica di futuro della città. Cioè, qual è la città che vogliamo? Perché se vogliamo una città con i residenti all'interno della città, e se questa città, Treviso, è conformata con un perimetro di mura all'interno delle mura, bisogna fare delle politiche, trovare delle soluzioni, offrire dei servizi affinché la gente vada ad abitare in centro. Invece noi al momento stiamo rispondendo solo alle logiche di mercato, cioè interventi privati che vadano a proporsi con logiche però di mercato, e nel momento in cui si acquista i terreni a prezzi alti e i costi di intervento sono alti, le finiture per un mercato che lo richiede sono alte, è chiaro che escono dei prodotti che sono delle abitazioni che non sono per tutti. Ma noi continuiamo ad avere residenze, ma continuiamo a non avere residenti. Certo, e peraltro no, questa logica di mercato, professor Minello, rischia anche di creare in futuro quella che lei ha definito una bolla immobiliare. Sì, è chiaro che aumentando i prezzi delle compravendite e aumentando anche i prezzi degli affitti, diventerà sempre più difficile abitarle questi alloggi, e quindi noi adesso ci troviamo in una situazione in cui gli alloggi in vista di possibili rendite future vengono acquistati sulla carta, addirittura in costruzione, e poi vengono rivenduti con difficoltà, saranno rivenduti sempre più con difficoltà, proprio perché
il costo di acquisto di un immobile di pregio, di lusso anche, soprattutto considerando le aree più centrali, raggiunge facilmente livelli intorno ai 500-600 mila euro, anche il €1.000.000, e quindi questo significa un moltiplicatore rispetto al reddito disponibile di una famiglia superiore anche alle 20 volte. Quindi è improponibile un acquisto per, diciamo, le famiglie, come dire, del ceto medio, che un tempo erano quelle che invece abitavano maggiormente l'area centrale. È improponibile anche l'acquisto da parte dei giovani, dove il moltiplicatore per queste famiglie giovani aumenta ancora di più, ma anche l'affitto diventa improponibile, perché chi lo acquista l'immobile lo metterà a rendita, una rendita anche del 4-5% vuol dire affitti intorno ai 2-3 mila euro. Non è possibile pensare di avere impostare un progetto di futuro su un immobile in locazione a quei prezzi. Per cui arriveremo al punto in cui questi immobili sono tutti acquistati. Infatti l'obiezione che viene spesso fatta è che non ci sono immobili che non vengono acquistati, e certamente sono acquistati. Il problema è che non sono abitati, e questo è un grosso problema. Non sono abitati né in quanto, diciamo, prima casa, tra virgolette, né in quanto locazione. E infatti l'offerta in questo momento è rivolta a una fascia di popolazione che Veblen chiama la fascia agiata, no? la classe agiata, che può chiaramente permettersi questi alloggi, ma poi non li abita perché ne ha già degli altri. Quindi la città alla sera si spegne, e questo è un problema legato proprio al capitalismo immobiliare che riguarda, per intenderci, non Treviso solamente, ma tanti altri capoluoghi in Italia e anche centri minori della nostra provincia. Si pensi a Castelfranco, si pensi anche allo stesso Conegliano, per esempio. Quindi il problema è proprio quello di avere una domanda abitativa che è fatta di classi differenti, di situazioni differenti, ma che in questo momento è soddisfatta solo in parte da un'offerta che invece è di alta gamma. Tenete presente che un sintomo evidente anche di questi disagi è l'aumento elevato che c'è stato negli ultimi anni degli sfratti, delle richieste di sfratto. Quindi le famiglie sono meno solvibili di prima perché i redditi non sono cresciuti, mentre gli affitti e le locazioni e le compravendite sono cresciute dal 15 al 30% nei valori, soprattutto nelle aree centrali, anche di più in taluni casi. Quindi questo creerà quello che è stato chiamato un eccesso di irrazionalità in questo momento, no? C'è questa tendenza a spostare il capitale in eccesso sul settore immobiliare. In questo, devo dire la verità, c'è una grossa responsabilità anche il governo, in quanto certamente tutte le iniziative di ristrutturazione eccetera sono un elemento importante per migliorare la qualità del patrimonio, però hanno spostato i risparmi verso questo settore e hanno alimentato quello che è il circolo vizioso dell'aumento dei prezzi praticamente. Quindi prima o poi questa bolla sarà destinata, secondo me, a scoppiare, cioè ci troveremo effettivamente con tanti investimenti immobiliari e una domanda che non sarà in grado una domanda pagante, come la chiamava Einaudi, che non sarà in grado di soddisfare questa offerta. Ecco, Capraro, quindi voi, diciamo, come associazione, che cosa chiedete alla politica per invertire questo trend, no? Si diceva città che si spegne la sera, che magari si riaccende solo nel fine settimana, ma è chiaro che per tutte le attività vivere solo il sabato e la domenica non è sufficiente. Beh, anche in questo caso c'è una richiesta in generale e una in particolare legata al momento. Ovviamente chi come me rappresenta degli interessi di categoria di commercio, turismo e servizi fa delle richieste a tutela, a sostegno della propria rappresentanza, ma le fa rivolgendosi non con soluzioni per il commercio,
ma con soluzioni per la città, perché è solo attraverso delle soluzioni per la città che possiamo far ripartire anche l'attività commerciale. Ed è proprio questo, la città deve vivere e deve vivere di quotidianità. La residenzialità porta quotidianità se ci sono le famiglie, se ci sono i bambini che vanno a scuola, se ci sono i nonni di questi bambini, cioè ci sono tutte le componenti, se ci sono le attività lavorative, gli uffici, se ci sono appunto tutte quelle occasioni di quegli scambi che sono poi alla base della nostra socialità. Quindi la richiesta qual è? Ripopolare la città con una politica che sia mirata a questo. Ripeto, fare residenze non vuol dire fare residenti. E il secondo aspetto invece più particolare è quello che è emerso a seguito di questo periodo. In questo periodo abbiamo evidenziato come siano cambiati anche dei comportamenti. Si sta molto più chiusi in casa durante la settimana e si esce il fine settimana. Ci hanno abituato a stare chiusi in casa d'inverno per uscire d'estate. È tipico di altre popolazioni questo comportamento, non è il nostro. Lo dico per un aspetto sociale, ma lo dico anche perché noi siamo strutturati, ci siamo organizzati, le nostre comunità, le nostre città sono organizzate per un altro modello, che è quello della vita 7 giorni su 7. Perché altrimenti, e qui corriamo un rischio che c'è nelle grandi città turistiche, altrimenti noi perdiamo tutte le attività di vicinato, perdiamo tutte le attività di servizio al residente e ripopoliamo gli spazi commerciali di attività per il fine settimana, principalmente pubblici esercizi. A questo punto inneschiamo un meccanismo tale per cui il residente non trova più quello di cui ha bisogno. Quello che sta accadendo a Venezia, no? Pensiamo che ormai i negozi per quei pochi residenti che sono rimasti sono davvero quasi praticamente scomparsi. A proposito di fine settimana, Capraro, e stavamo prima proprio vedendo le immagini relative all'ultimo weekend, si riaffaccia a Treviso, visto il gradimento, diciamo, che c'è stato delle domeniche ecologiche, l'ipotesi di una pedonalizzazione almeno nei fine settimana. In questo senso, diciamo, voi siete favorevoli? Ma ho seguito questa idea e condivido un aspetto, a maggior ragione oggi. È vero che il consumatore ha bisogno di certezze, di sapere cosa trova, dove e quando, in termini anche di fruibilità delle aree e quindi capire se uno spazio è pedonale o accessibile in auto. Però in questo momento dove abbiamo un cambiamento delle abitudini, noi non siamo più in grado di capire come i nostri consumatori frequentino le nostre attività e i nostri centri. Quello che dicevo prima, un weekend che diventa sempre più weekend, perché rispetto a prima si ha la tendenza oggi ad uscire meno durante la settimana e quindi nel weekend si esce di più. Secondo aspetto, il terzo aspetto è quello della sperimentazione. L'idea di una pedonalizzazione, diciamo, flessibile, in fase di sperimentazione ha una sua logica, anche perché una pedonalizzazione che dico io a fisarmonica, cioè più estesa o più ridotta a seconda delle giornate feriali o festive, delle stagioni, alcune più adatte e altre meno, e degli orari. Il giorno e la sera hanno delle dinamiche completamente diverse. Credo che sia il modo oggi per capire ciò che la gente vuole, ciò che la gente chiede. Per cui l'idea di sperimentare in questo momento con flessibilità, senza rigidità, è assolutamente un'idea che ritengo oggi positiva. Certo che per realizzare alcune idee continuano a mancare determinati servizi. C'è il famoso tema dei parcheggi, che è un problema, ma che diventa ancora più problema, e chiudo, di qui a un anno, quando da nord la chiusura della Pedemontana scaricherà sulla città di Treviso tutto un flusso che oggi non c'è, e allo stesso modo da sud il terraglio est, il collegamento di quell'arteria,
creerà sicuramente delle criticità, tanto per capirci al sottopasso di via Venier e quindi alla zona lì dell'ospedale e da lì verso le mura. Per cui sono temi che proprio in fase di sperimentazione devono essere trattati e credo ormai anche risolti. Ecco, su questo tema, professor Minello, secondo lei che ruolo può avere la chiusura alle auto dei centri storici e delle zone, diciamo, appunto centrali della città, di una città come Treviso? Allora, il tema della pedonalizzazione è un tema antico, cioè nasce nel 1926 ad Essen, città della Germania, quindi è un tema che noi scopriamo da un po' di tempo, ma che riguarda molte città, soprattutto europee, da parecchio tempo. Diciamo che la visione è prima le persone e poi le macchine. Abbiamo esempi in tutta Europa. Oslo è la prima città car free, assolutamente, poi ci sono Parigi, c'è Bilbao, ci sono tanti esempi di pedonalizzazione, Copenaghen per esempio. Quali sono gli elementi da considerare? Pedonalizzare da solo non basta, perché questo crea un disagio, soprattutto quando culturalmente la popolazione e le persone sono abituate a muoversi in macchina. Se invece si pedonalizza e, come diceva bene il Presidente Capraro, accompagniamo la pedonalizzazione a un progetto di visione complessiva dell'accessibilità alla città, che quindi preveda un accesso agile, un accesso confortevole, un accesso frequente in varie modalità, quindi pedonale, ciclabile, con mezzi pubblici. Cioè bisogna mettere in condizioni il cittadino dei paesi limitrofi e comunque tutti coloro che si recano in città di poter accedervi in maniera diretta, in maniera agevole. Detto questo, la pedonalizzazione poi è un elemento di miglioramento della qualità della vita interna ai centri storici, cioè tutti quanti, residenti e non, traggono beneficio dal poter muoversi liberamente senza l'assillo delle macchine, senza lo smog, attenzione che questo è molto importante, che oggi è invece un grosso problema. Però naturalmente va vista complessivamente il progetto della pedonalizzazione, perché chiaramente se io chiudo il centro scarico il traffico sulle parti esterne, che quindi vedono peggiorare la loro qualità della vita. Ecco che allora ci vorrebbe uno studio ben definito di quelle che sono i flussi, le direzioni dei flussi, le accessibilità, e devo dire la verità, questo io, sapete, ho più volte parlato di Grande Treviso, potrebbe essere un tema importante, perché non credo che la riorganizzazione del traffico di un centro importante, capoluogo come Treviso, possa non tenere invece tutti gli effetti che ci possono essere anche sulle aree limitrofe. In sostanza, la pedonalizzazione è un elemento sicuramente di pregio, di vantaggio per la qualità della vita di tutti coloro che accedono alla città, ma deve essere pensata su area vasta, su un contesto più allargato rispetto al solo centro storico. Grazie davvero per essere stati con noi e per averci aiutato, insomma, a fare il punto su delle tematiche, delle questioni così attuali in città. Grazie ad Alessandro Minello, docente di economia e politica industriale all'Università di Ca' Foscari, e Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso. Grazie e una buona giornata, un buon lavoro, un saluto. Noi continuiamo ora con un servizio, perché a recepire i campanelli d'allarme di famiglie e imprese in crisi, abbiamo parlato più volte delle grandi difficoltà, ci sono anche gli istituti di credito, soprattutto quelli legati al territorio. Sentiamo quindi ieri sera a Ring le parole del presidente del credito cooperativo di Banca della Marca. Purtroppo, proprio perché Banca del Territorio abbiamo questi sentori, questi segnali quotidianamente, lo percepiamo dai nostri clienti, e
imprese e dai nostri clienti famiglie. Un dato, il mese di febbraio a livello nazionale ci sono state il 16% di bollette insolute. Bollette ovviamente folli, perché parliamo di bollette su una famiglia di 800, 1000, 1200 euro e a cui nessuno era abituato. Oggi noi facciamo dei conti, cerchiamo di avere delle statistiche, abbiamo quantificato che una famiglia gli aumenti delle utenze possono incidere dai 300 ai 350 euro. Sono delle spese incredibili, soprattutto io dico per chi ha un reddito fisso che difficilmente si riesce a in qualche modo ammortizzare. Io dico che oggi noi tutti lavoriamo, ma e noi veneti in particolare siamo abituati a farlo e lo facciamo tanto, ma io dico che abbiamo anche il diritto di avere i 50 euro in tasca per poter andare il sabato o la domenica a mangiare la pizza con le famiglie. Oggi con questi aumenti temo che questi 50 euro incomincino a scarseggiare. Io potrei portare degli esempi di aziende, anche non so, un'azienda semilavorati per mobili che nel 2021 ha 1 milione di fatturato, spende 50.000 euro di energia elettrica. Quest'anno a parità di consumi arriva a circa 130.000 euro di... Più del doppio. Più del doppio. Durante la pandemia c'era il problema che ovviamente andavano a aiutare le aziende che non avevano entrate ma continuavano ad avere i costi fissi, gli hanno permesso di spalmare in 5 anni, 2 anni di preammortamento, 5 anni di ammortamento quei costi fissi. Importante sarebbe ripeterlo anche oggi per aiutare le aziende a sopperire a quelli che sono gli aumenti esasperati. È vero che voi avete pensato appunto di aiutare famiglie più bisognose, facendo un ragionamento anche legato all'Ucraina, però avete cambiato l'indirizzo iniziale, perché? Noi, un po' come abbiamo fatto 2 anni fa, a inizio Covid, abbiamo contattato le Caritas dove operiamo come filiali e tramite loro abbiamo cercato di dare questo aiuto, oltre 60.000 euro. Perché tramite Caritas? Perché sono quelle che tramite, io dico, i territori in cui ci siamo, i comuni in cui ci siamo, i paesi in cui ci siamo, tramite le parrocchie in cui ci siamo, riescono ad andare a scovare quei casi di, diciamo, nostri concittadini italiani che in effetti in questo momento stanno vivendo situazioni, hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, ma per orgoglio, per quello che è un po' il nostro DNA del Veneto, che non chiede aiuto, non chiede aiuto. Noi diamo questi 61.500 euro sulle Caritas in cui siamo, in cui chiediamo che vengano divisi 1/3 per aiutare ovviamente i profughi dall'Ucraina, perché anche questo oggi è un ulteriore problema che dobbiamo affrontare e comunque abbiamo il dovere di affrontare, e 2/3 per le nostre famiglie che magari hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. E siamo al termine della prima edizione dei nostri telegiornali. Subito dopo torna Straordinaria a 3 con l'appuntamento del martedì con la salute. Si parlerà in studio del percorso riabilitativo del paziente cardiochirurgico. Ci saranno il dottor Giuseppe Minniti, direttore della cardiochirurgia del Cafoncello, con Marco Gugelmetto, direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell'ospedale di Treviso, Matteo Bussola, direttore della cardioanestesia e della terapia intensiva cardiochirurgica del Cafoncello, e Francesco Antonini Canterin, direttore della riabilitazione cardiovascolare dell'Oras di Motta di Livenza. È tutto dunque, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci, buon proseguimento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica sempre stabile, anche la giornata di martedì 12 aprile sarà caratterizzata dal bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto situazione decisamente buona, sarà asciutto e stabile e senza piogge. Prevarrà infatti il sole, il cielo sarà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Temperature in lieve aumento, minime tra 3 e 8 gradi, massime invece tra i 14 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento anche qui, qualche annuvolamento in montagna nel pomeriggio, ma innocuo. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà sempre il sole il protagonista, solamente con qualche nube alta di passaggio.
Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 22-23 gradi, dunque molto gradevoli. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati in diretta, spazio dedicato all'ULSS 2 Marca Trevigiana, nuovo percorso riabilitativo per il paziente cardiochirurgico. Vi presento i miei ospiti. In studio con me c'è il dottor Giuseppe Minniti, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia. Buongiorno. All'ospedale Cafoncello di Treviso. Poi c'è il dottor Marco Gugelmetto, direttore del Dipartimento di Riabilitazione. Ben trovato, sempre all'ospedale Cafoncello di Treviso. Il dottor Matteo Bussola, responsabile della UOS Cardioanestesia e terapia intensiva cardiochirurgica. Buongiorno. Ben trovato. E do il benvenuto al dottor Francesco Antonini Canterin, direttore della riabilitazione cardiovascolare all'ospedale di Motta di Livenza. Ben trovato, dottore. Buongiorno. Comincio dal dottor Minniti. Quali sono allora i numeri dell'attività di cardiochirurgia dell'ospedale Cafoncello? Ce lo racconta un po'. Allora, i numeri sono numeri molto consistenti. Ovviamente io mi devo riferire al 2019, che è stato l'ultimo anno prima della pandemia. Nell'ultimo anno prima della pandemia abbiamo fatto 850 interventi, quindi un volume molto alto. In particolar modo noi sappiamo che abbiamo un controllore, che è il Ministero della Salute, che attraverso il progetto nazionale Esiti valuta le performance, cioè i risultati di tutte le varie cardiochirurgie d'Italia, e gli ultimi dati, che sono del 2021 del progetto nazionale Esiti, collocano la cardiochirurgia di Treviso tra le prime 10 in Italia. Certo, non l'abbiamo detto, ma davvero l'ospedale Cafoncello per quanto riguarda la cardiochirurgia è un polo d'eccellenza. Diciamo che i dati del progetto nazionale Esiti ci danno sicuramente un quadro molto buono, sia per quanto riguarda i due indicatori considerati, che sono gli interventi di bypass coronarico, e quindi i risultati degli interventi di bypass coronarico, e i risultati degli interventi valvolari. E questi risultati sicuramente derivano dai 3 pilastri, diciamo, gestionali, che noi consideriamo fondamentali per avere appunto questi buoni risultati. Direi che il primo pilastro è la capacità tecnica, che per la cardiochirurgia di Treviso si esprime non soltanto come capacità tecnica chirurgica, ma soprattutto come capacità di lavorare in squadra, con i cardioanestesisti del dottor Bussola, con i cardiologi. Penso alla discussione in team che facciamo per ogni paziente con il dottor Cernetti, e con tutti i cardiologi delle cardiologie della provincia di Treviso e di Belluno. La capacità di lavorare in team, per esempio, con i colleghi della riabilitazione, la capacità di lavorare in team, per esempio, con i colleghi infettivologi. L'altro pilastro importantissimo è l'umanizzazione delle cure, in cui è assolutamente fondamentale l'apporto degli infermieri e dei riabilitatori e degli OS, per esempio, per stabilire un rapporto di assoluta fiducia tra gli operatori sanitari e il paziente, fiducia che deve essere ovviamente reciproca. E il terzo pilastro fondamentale per cui si possono avere buoni risultati è la capacità dell'organizzazione di rendere autonomo il paziente dopo l'intervento chirurgico nella maniera più rapida possibile. Fino adesso la cardiochirurgia di Treviso si è avvalsa della riabilitazione post-operatoria dell'ORAS di Motta. Abbiamo pensato di implementare questo percorso con un nuovo protocollo che integrasse tutte queste cose buone che abbiamo e le migliorasse.
Ecco, lei ha toccato il tema della multidisciplinarietà e quindi dell'importanza di diverse professioni sanitarie che collaborano e lavorano insieme proprio per puntare al recupero del paziente più veloce possibile. Dottor Gugelmetto, è stato presentato pochi giorni fa, poche settimane fa, potremmo dire, dalla direzione dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, con testimonial e paziente tra l'altro Red Canzian, questo nuovo percorso riabilitativo per chi ha avuto un intervento cardiochirurgico. Che cosa prevede questo percorso, dottore? Questo percorso prevede le tappe che c'erano anche prima, perché appunto la riabilitazione cardiologica veniva fatta a Oras Motta di Livenza e viene ancora fatta nel post intervento. Siamo andati però a integrare e potenziare il messaggio e l'intervento riabilitativo anche nelle altre tappe. C'è un prima dell'intervento e c'è un dopo l'intervento. L'intervento un pochino lo spartiacque che poi fa ripartire il paziente, e abbiamo appunto integrato le fasi della riabilitazione. Per esempio fino ad ora gli aspetti di riabilitazione respiratoria dopo l'intervento venivano correttamente gestiti dal personale dei due reparti, e ci si concentra molto sull'aspetto respiratorio dato proprio il tipo di intervento. Adesso questi interventi sono potenziati e rinforzati anche da figure della riabilitazione che sono dedicate e preparate per quegli aspetti. Se pensiamo un po' come se fosse un pilota di Formula 1 che arriva al pit stop ai box, appena arriva il suo team gli si fa intorno, no? E anche qui appena il paziente si ricovera c'è il cardiochirurgo, il cardioanestesista, l'infermiere, l'OS. Adesso in questo team si aggiungono anche le figure della riabilitazione, quindi i terapisti della riabilitazione, i medici fisiatri, e dove serve anche i logopedisti per problematiche che possono insorgere dopo l'intervento. E quindi è una squadra più completa, più forte, che è in grado di dare risposte più complete e anche in tempi minori, e quindi fa progredire il paziente a una velocità maggiore, anche perché la persona proprio al risveglio riceve subito il primo approccio riabilitativo. E la fase che adesso andremo ad attivare prossimamente è invece quella che in qualche modo prima non c'era, ed è invece prima dell'intervento. Usando lo stesso paragone di prima, se il pilota arriva ai box e c'ha però un alettone piegato, quello posteriore staccato, un semiasse storto e l'altro incrinato, ripartire poi diventa più difficile. E quindi abbiamo detto: come facciamo a utilizzare i giri prima del pit stop per poi dopo ripartire al meglio? E la risposta ce la dà la letteratura scientifica, ma è anche è stata applicata, ed è la preabilitazione, cioè dare al paziente le competenze prima che affronti l'intervento, perché prima dell'intervento c'è sicuramente ansia, preoccupazione per quello che sarà l'intervento, ma c'è anche aspettativa e soprattutto c'è forte motivazione. E quindi noi possiamo raggiungere la persona e darle prima le competenze, sia informazioni sul percorso che affronterà, ma anche quali esercizi dovrà fare, quali strumenti di rieducazione respiratoria dovrà utilizzare, in modo tale che al risveglio sono cose già note. Questo esercizio io l'ho già fatto, questo strumento l'ho già usato, lo so fare, e quindi tranquillizza, si sente più capace, più competente, più partecipe, e questo è un forte acceleratore di tutto il percorso, perché noi puntiamo all'autonomia, e quindi il nostro è un lavoro preparatorio per poi la fase di Motta di Livenza, cioè il vantaggio del paziente è che arriva, che è già avviato, è già ripartito, e quindi ha già fatto una parte del percorso, e quindi recupera prima l'autonomia e la capacità di gestirsi nella vita quotidiana, quindi capacità di respirare, capacità di lavarsi, vestirsi e camminare, e poi il resto lo recupererà con il percorso di riabilitazione intensiva a Motta. Ecco, tradizionalmente nel nostro modo di vedere e di pensare, la riabilitazione è un qualcosa che inizia dopo l'evento, in questo caso l'intervento. In questo nuovo percorso invece la riabilitazione inizia ancora prima dell'intervento, rendendo davvero il paziente parte attiva del percorso. Sì, infatti non a caso ho parlato di preabilitazione, perché appunto riabilitare significa recuperare abilità perse. Preabilitare, che è un termine insomma un po' coniato così, ma vuol dire acquisire l'abilità prima. Fino ad ora la parte pre-intervento era il giorno prima dell'intervento, cioè si danno delle indicazioni di massima alla persona, ecco. Ma quando adesso riusciremo a prendere la persona in trattamento qualche settimana prima, avremo molto più tempo, chiaramente, per quello, perché sono pazienti che a volte sono anche molto compromessi dalla malattia. Ad alcuni potremo dare delle informazioni generali,
ad altri potremo insegnare gli esercizi e avranno il tempo per in qualche modo prepararsi e arrivare all'intervento in condizioni decisamente migliori e quindi in qualche modo, come diceva lei, un ruolo attivo, preparato, consapevole, partecipe, tenendo anche conto poi che saranno competenze che potranno spendere anche al di là dell'intervento nella fase successiva. Pensiamo semplicemente alle tecniche di respirazione, alle modalità di respirazione che comunque hanno tutta una serie di implicazioni e che possono aiutare anche proprio al di là del post-intervento. Certo, una serie di, insomma, di un programma che poi può essere appunto riutilizzato anche dal paziente in futuro. Dottor Bussola, una domanda veloce, visto che lei è responsabile dell'unità operativa semplice di cardioanestesia e terapia intensiva cardiochirurgica. Che cosa si intende per cardioanestesia? Che anche questo è un termine che non sentiamo spesso nominare, no? Allora, guardi, il paziente cardiochirurgico è un paziente da un certo punto di vista complesso, ma è abbastanza intuitivo, visto che viene sottoposto un intervento al cuore, che noi già nell'immaginario è facile intuire che sia sostanzialmente il motore del corpo. Il paziente è così fragile che il suo percorso richiede delle competenze altamente specifiche. Queste competenze riguardano sia gli aspetti anestesiologici in sala operatoria, perché nel corso del tempo gli anestesisti hanno dovuto imparare a gestire strumenti che non gli erano propri, quale l'ecografia cardiaca, e infatti tutti i pazienti in sala operatoria vengono sottoposti a una ecocardiografia transesofagea per supportare il collega e lavorare in team col collega cardiochirurgo sia nella fase diciamo chirurgica che post chirurgica immediatamente. Poi il paziente è destinato, proprio perché è un intervento ad altissimo impatto biologico, a un ricovero in terapia intensiva. E diciamo la terapia intensiva è la casa, tra virgolette, degli anestesisti, cioè è il luogo dove gli anestesisti sviluppano al massimo le loro competenze. E in questo luogo il paziente continua il suo percorso, che è diciamo un percorso estremamente individualizzato, perché ciascun paziente risponde in modo leggermente diverso all'intervento e ha bisogno di piccoli aggiustamenti per poterlo accompagnare dalla fase post-chirurgica fino al reparto in modo molto specifico, motivo per cui il personale anestesiologico dedicato, ma non solo anestesiologico, anche tutti gli infermieri sono altamente formati, devono essere, è un personale che si dedica pressoché esclusivamente solo al paziente cardiochirurgico. Quindi sia noi che gli infermieri abbiamo un percorso altamente integrato che ci porta a diventare molto più competenti nella gestione del paziente. Certo. Dottore, ma tutti i pazienti che hanno subito un intervento appunto cardiochirurgico sono destinati ad un percorso di terapia intensiva oppure? Sostanzialmente sì. Cioè un paziente che fa un intervento di cardiochirurgia maggiore, a meno che non siano interventi diciamo così assolutamente minori, ma passano tutti per la terapia intensiva, proprio perché sono pazienti molto fragili e perché è un tipo di intervento che ha un fortissimo impatto sull'organismo. Noi siamo abituati a pensare all'intervento chirurgico come un'attività fondamentalmente di routine, però non è propriamente così, nel senso che, come le spiegavo prima, è necessario accompagnare il paziente in ogni singola fase ed è il motivo per cui noi abbiamo un percorso altamente condiviso col dottor Minniti e il suo staff, cioè ciascuno di noi ha un'attività estremamente integrata. La terapia intensiva è indispensabile perché il paziente riceve il massimo monitoraggio, le massime possibilità di cura da un punto di vista terapeutico e anche diagnostico, perché, come dicevo, tutto lo staff è votato a questa fase dell'immediato post-operatorio, perché è necessario portarli proprio a questi piccoli aggiustamenti. Che per noi, voglio dire, sono anche l'opportunità, adesso che avremo a disposizione il personale della fisioterapia, per, come dire, implementare ulteriormente le nostre capacità. Ecco. In quali rari casi non è necessaria la terapia intensiva? Ma ad esempio quando i pazienti vengono sottoposti magari a interventi di piccole revisioni o come dire, interventi in cui il passaggio attraverso la sala operatoria prevede magari solo una blanda sedazione, ma è veramente una minima quota. Praticamente tutti i pazienti vengono da noi.
Dottor Antonini Canterin, abbiamo detto insomma che il polo del Cafoncello è un'eccellenza in ambito cardiochirurgico, un'eccellenza invece per quanto riguarda la riabilitazione è sicuramente ORAS, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. Qual è appunto il ruolo dell'ospedale in questo grande e nuovo percorso e progetto dedicato appunto alla riabilitazione del paziente cardiochirurgico? Grazie per la domanda. Diciamo che vorrei fare una premessa più generale, riallacciandomi a quello che diceva il direttore della cardiochirurgia, il dottor Minniti, che sicuramente gli esiti sono molto buoni e l'organizzazione è molto buona a Treviso, perché a Treviso, parlo di Treviso come area vasta, che comprende tutta la filiera che oggi abbiamo un po' cominciato a vedere, esiste una situazione molto fortunata, perché un ospedale come quello di Motta di Livenza, che grazie anche alla lungimiranza dei decisori politici, degli amministratori, dei clinici che mi hanno preceduto, perché io solo pochi anni che lavoro qui, ma diciamo negli ultimi 20 anni ha trasformato un ospedale diciamo territoriale che era probabilmente in fase di chiusura invece in un'eccellenza, e questa è un'eccellenza che è unica direi nel panorama triveneto, ma è anche una delle 3 o 4 più rilevanti nel panorama nazionale. Questo fa sì, noi riceviamo comunemente pazienti da Verona, da Vicenza, da Padova, da Mestre, da Udine, da Trieste. Certo, anche da fuori regione. Anche da fuori regione, però certamente con Treviso c'è un'interlocuzione privilegiata, per cui Treviso, che fa parte direttamente della nostra filiera, ha un accesso pressoché totale da noi, perché facciamo parte del sistema, e questo permette tutta una serie di, oltre che di cura eccellente per i pazienti, ma anche di economie di scala, di missioni più precoci, di interscambi più rapidi tra i diversi professionisti. E per cui questa realtà di eccellenza organizzativa ed evidentemente anche clinica ha fatto sì che si ponessero le premesse anche per andare ad affrontare un tema assolutamente innovativo, che è questo della pre-abilitazione o pre-rehabilitation in letteratura anglosassone. A questo proposito vorrei dire il concetto di pre-rehabilitation, questa è anche una curiosità storica, nella letteratura medica è comparso per la prima volta nel 1946 nel British Medical Journal, una rivista di assoluto rilievo per la medicina internazionale, e non faceva riferimento a una esperienza medica in senso stretto. Cosa succede? Descrisse questa esperienza dell'esercito inglese nella seconda guerra mondiale, che si trovava a dover reclutare tutta una serie di giovani potenziali reclute per affrontare le vicende belliche della seconda guerra mondiale, e si trovavano questi uffici diciamo addestramento reclute ad escludere, a riformare molti ragazzi perché avevano patologie, perché erano denutriti, perché era una situazione molto complicata, e misero insieme dei centri che potrebbero essere degli antesignani dei centri di riabilitazione per fare una pre-riabilitazione. Li nutrirono, li curarono, li allenarono e dimostrarono che molte migliaia di soldati potenziali esclusi dalla leva poterono essere arruolati e andare in guerra e contribuire alla vittoria poi dell'Inghilterra nella guerra. Poi nella letteratura medica per un 30-40 anni questo termine non è più comparso, è tornato di moda negli ultimi 20 anni, soprattutto in ambito di chirurgia oncologica e di chirurgia bariatrica, la chirurgia dell'obesità, in cui c'è tutto un percorso preoperatorio anche codificato. A livello cardiologico si contano in tutto il mondo forse 2 o 3 esperienze proprio preliminari su questo, per cui il fatto che a Treviso possa partire un'esperienza così innovativa in cui il paziente, Motta è un po' al centro, nel senso perché è deputato a fare una riabilitazione post, procura anche molti pazienti al dottor Minniti, perché abbiamo anche una raggio di coso, e con l'illuminato intervento del dottor Gugelmetto e tutti di poter utilizzare le risorse che ci sono in Treviso per ottimizzare tutto, stiamo mettendo su tutti insieme diciamo una cosa che potenzialmente potrebbe avere un impatto anche esemplare anche a livello di letteratura internazionale, devo dire. E già le prime sensazioni, il fatto che
scambio delle informazioni sia più rapido, che il paziente che descrive al dottor Gugelmetto, che inizia a fare la riabilitazione con il dottor Bussola, i fisiatri, i fisioterapisti, ci arriva prima a Motta di Livenza, per cui potremo accorciare i tempi, ci arriva già con un percorso già codificato, c'è un interscambio di notizie tra i fisioterapisti che abbiamo noi, i terapisti di Treviso, e credo che questo potrà ottimizzare ulteriormente gli esiti e anche la rapidità organizzativa con i costi eccetera, ma anche poi che il singolo paziente possa prima e meglio rientrare nelle sue attività quotidiane. Quindi se ho capito bene, la post riabilitazione, quella che viene fatta dopo l'intervento chirurgico, viene fatta all'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, mentre la pre riabilitazione viene fatta sempre adesso il dottor Gugelmetto potrà intervenire. No, vabbè, Prego. diciamo, allora, il post-intervento ha due fasi. Esatto. Una fase che si svolge dentro l'ospedale di Treviso, perché dopo l'intervento il paziente deve stabilizzare le sue condizioni cliniche prima di poter uscire dall'ospedale. Quindi un paio di giorni nella terapia intensiva cardiochirurgica e poi mediamente 5-6 giorni nel reparto di cardiochirurgia. E successivamente c'è la seconda fase, che è quella invece più intensiva, che invece viene svolta a Oras Motta di Livenza. Quindi ecco, il post ha una doppia fase e l'immediato post, la prima settimana, viene gestito da Treviso. Ecco, dottor Minniti, come mai si è pensato di prendere in considerazione anche il momento prima dell'intervento cardiochirurgico, che chiaramente, lo abbiamo detto, può essere anche un momento di preoccupazione, di ansia? Certo. Ecco, come mai si è deciso di utilizzare quel momento per la riabilitazione? Allora, diciamo che non è un caso che negli ultimi 2 anni c'è stata la pandemia. In realtà noi stiamo vedendo che arrivano pazienti che sono sensibilmente più complessi rispetto a quelli che arrivavano un tempo, e quindi abbiamo ritenuto che per mantenere i buoni risultati che abbiamo avuto finora dovessimo in qualche modo gestire questa aumentata complessità a partire da prima dell'intervento. D'altra parte, sicuramente il futuro della cardiochirurgia sarà la gestione della complessità, cioè del paziente estremamente complesso. Penso al paziente, per esempio, che è già stato operato magari 1 o 2 volte, penso a pazienti che vengono con delle infezioni importanti alle valvole, penso a pazienti che hanno già avuto varie procedure di stent e che quindi arrivano all'intervento di bypass coronarico dopo essere stati più volte rivascolarizzati e aver avuto più infarti. Quindi sono tutti pazienti che hanno una complessità molto importante, e per cercare di far sì che i risultati rimangano stabilmente buoni, una delle strade che abbiamo ritenuto di percorrere è appunto questa di fare un inquadramento del paziente preoperatorio dal punto di vista della sua capacità funzionale, per poi indirizzare il trattamento post-operatorio rispetto alle debolezze di questo paziente. Ecco. Immagino che serva a voi clinicamente appunto per inquadrare quello che può essere la situazione del paziente, ma anche per ottimizzare i tempi, no? Serve a noi soprattutto per ottimizzare le cure e far sì che il paziente riacquisti un'autonomia il più velocemente possibile, cioè più un paziente sta a letto dopo l'intervento e più è soggetto ad avere potenziali complicanze. Se noi riusciamo a portare quel paziente che è stato istruito prima dell'intervento su come fare determinate manovre, in cui sono state trattate prima dell'intervento alcuni aspetti, tipo quello per esempio respiratorio nei pazienti che hanno avuto il Covid e che ha lasciato tracce importanti nei polmoni. Ecco, se noi riusciamo a far questo, nel momento in cui operiamo il paziente sarà più in grado di autonomizzarsi in modo precoce e soprattutto sarà attore della sua riabilitazione, perché sarà in grado, avrà la consapevolezza di quello che è successo, di quello che deve fare per riacquisire un'autonomia funzionale il più rapidamente possibile. Chi sono i pazienti, cioè quelli che arrivano da quali interventi in particolare di cardiochirurgia? Tutti i pazienti. Noi estendiamo questo tipo di questo protocollo di fatto a tutti i pazienti che sono in attesa di intervento di cardiochirurgia, fondamentalmente gli elettivi, ma anche pazienti urgenti che ci vengono in qualche modo segnalati come portatori di determinate criticità.
Dottor Gugelmetto, il percorso viene proposto sia ai pazienti che devono essere operati in maniera programmata e quindi insomma l'intervento è già programmato e c'è già una data certa, oppure anche quei pazienti che devono essere operati in urgenza? Si rivolge anche ai pazienti che devono essere operati in urgenza, posto che sono urgenze che comunque danno sempre qualche giorno di pianificazione, e quindi noi incontriamo il paziente laddove è ricoverato e gli aspetti in qualche modo di istruzione e di educazione minimi riusciamo anche solo il giorno prima a farli. E sono mirati appunto alla parte respiratoria, alla prevenzione dell'immobilizzazione, a come muoversi o non muoversi in relazione poi anche all'intervento, quindi alla problematica dello sterno, eccetera. E abbiamo visto che già dare queste informazioni un giorno prima dell'intervento fa comunque la differenza, cioè spingere molto sulle competenze, sulle informazioni il giorno prima dell'intervento fa la differenza, perché dopo l'intervento la persona è sicuramente motivata, però l'intervento porta con sé tutta una serie di conseguenze. Ciò che viene dato prima, che viene seminato prima, poi si riesce a farlo fiorire molto più facilmente. Forse viene considerato anche quell'aspetto psicologico ed emotivo che insomma quando si affronta appunto un intervento di questa portata insomma non va certamente tralasciato. No, assolutamente no, anche perché appunto affrontare l'intervento porta con sé aspettative ma anche paura, e anche dopo l'intervento noi sappiamo che il nostro cervello, se sa che cosa sta per succedere, ci dà un senso di tranquillità perché è tutto sotto controllo, ok, lo so, lo conosco. Quindi dare prima le informazioni, come dicevo prima, quando dopo l'intervento la persona dice effettivamente sta succedendo quello che mi avevano detto, faccio gli esercizi che mi avevano detto, ha un effetto molto positivo, perché la persona prende fiducia e dice ce la posso fare, riesco, sono capace, e quindi vediamo che ogni giorno la persona riesce a progredire in questo percorso con una velocità maggiore e anche con un atteggiamento diverso. Un po' un effetto motivante, assolutamente, no? Motivare è fondamentale, la persona non può essere passiva, soprattutto in un percorso come questo, e per motivare il modo migliore è coinvolgere. Ecco, più o meno insomma il progetto e il percorso ha preso inizio un mese fa, se non sbaglio, all'incirca. Quasi 5 settimane fa, ecco, quanti pazienti insomma hanno aderito, se si può dire così, al progetto, all'iniziativa? Fino ad ora abbiamo preso in carico, abbiamo coinvolto 92 pazienti dall'inizio, e in totale sono stati fatti quasi 450 trattamenti su questi pazienti, e i primi hanno da un po' già cominciato ad andare da Oras a Motta di Livenza, e quindi poi dopo chiaramente poi il percorso è più lungo, perché poi la parte di Motta di Livenza ha la sua durata, e aspettiamo di ricevere poi dopo, di rivedere i pazienti per fare un attimo di bilancio e trarre le prime conclusioni. E quindi insomma qualche ritorno c'è già, però lo avete già, no? Beh, allora qualche ritorno sì, diciamo è a livello di impressione, cioè l'impressione è effettivamente che ci sia una buona risposta da parte dei pazienti, l'impressione è anche che arrivino al termine del percorso post-operatorio dentro l'ospedale di Treviso con un livello di autonomia maggiore. Quasi tutti vanno nel reparto di riabilitazione cardiovascolare già in grado di camminare. È chiaro però che sono impressioni, è chiaro che può essere che noi siamo un pochino dato quanto investiamo, dato che ci crediamo in questo progetto, forse siamo portati a vedere le cose positive, ma sicuramente raccoglieremo i dati, li analizzeremo con una statistica robusta, e quindi poi tra un po' di tempo saremo in grado anche di supportare queste impressioni con dei numeri. Ecco, e di dare insomma qualche risultato in più. Abbiamo una telefonata in studio, 0422 16 28 332, il numero per intervenire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Parla con il signor Dino Gallo di Vittorio Veneto. Buongiorno Dino, Buongiorno. ci dica pure. Niente, volevo dire che state parlando a Treviso, no? Ma tutte quelle operazioni che state spiegando, no? Sia di il preventivo, quando ti ricevono in ospedale, quando ti fanno l'intervento, quando ti mettono in terapia intensiva, io le ho ricevute a Conegliano.
e devo fare i complimenti in assoluto perché è tutto messo in funzione in un sistema. Infatti sono vivo, il cuore era fermato, mi hanno fatto l'angiochirurgia, due interventi, devo fare i complimenti. Grazie. Devo fare i complimenti a chi ha organizzato tutto questo sistema, dei medici professionali, ma anche gli infermieri che ti ricevono il primo intervento alle 6 del mattino, che ti preparano per andare sopra. Alle 10 non avevo più niente del mattino. Grazie Dino, raccogliamo i suoi complimenti e li porteremo sicuramente a tutto lo staff, insomma, che l'ha seguita all'ospedale di Conegliano. Grazie per la sua telefonata e anche per la sua testimonianza. Ecco, questa era un'altra testimonianza, insomma, di quello che può essere anche come il paziente poi vive alla fine tutto il percorso, che chiaramente, come nel caso del nostro telespettatore, magari non è stato semplicissimo. Riparto dal dottor Bussola, perché poco fa abbiamo parlato del ricovero in terapia intensiva. Mediamente quanto può durare? Un po' ce lo descrive? Allora, molto dipende dal tipo di intervento a cui viene sottoposto il paziente e ovviamente dalle condizioni in cui arriva. C'è poi purtroppo la variabile che noi non misuriamo, che sono le riserve funzionali, ed è uno tra l'altro degli aspetti per i quali abbiamo, come dire, un po' di attesa della pre-riabilitazione, perché purtroppo ciascuno di noi biologicamente risponde in modo leggermente diverso. E non si può prevedere prima? Noi non abbiamo degli indicatori così precisi, ci sono dei pazienti che arrivano alle stesse condizioni ma che magari hanno bisogno di aiuti leggermente diversi, anche perché è un intervento di fatto che viene fatto al torace e di conseguenza non è solo la parte biologica sul cuore che può avere un impatto, sono pazienti che poi, poiché il cuore è sostanzialmente dal punto di vista anatomico in mezzo ai due polmoni, può avere una ripercussione anche di tipo banalmente infiammatorio sull'aspetto respiratorio. Ovvio che è un sistema cardiorespiratorio, quindi è un sistema estremamente interconnesso e di conseguenza a volte capita che magari il paziente anche dal punto di vista cardiologico recupera prontamente, ma la sua capacità di ossigenazione non è così ottimale, per cui ha bisogno magari di qualche giorno in più. Diciamo che indicativamente un paziente che arriva all'intervento in discrete condizioni ha fra le 24 e le 48 ore di degenza, che si può allungare in caso di appunto ulteriori necessità. In realtà il percorso in terapia intensiva è abbastanza, come dire, individualizzato e quando il paziente raggiunge una stabilità sufficiente e ottimale viene poi trasferito in reparto. Noi ci eravamo visti qualche tempo fa proprio per parlare di questo qui in questo studio e lei ci aveva parlato proprio dell'anestesia perché insomma ha sicuramente un impatto sui pazienti e le nuove anche anestesie che appunto vengono utilizzate hanno proprio lo scopo di ridurre questo impatto sui pazienti. Guardi, lo scopo ultimo, adesso che abbiamo la possibilità di avere la riabilitazione in terapia intensiva molto precocemente, sarebbe ovviamente non per tutti i pazienti, perché bisogna vedere se il paziente è in grado di come dire, ricevere un'attività riabilitativa nell'immediato post-operatorio, sarebbe quello di poter portare il paziente in terapia intensiva, fare i primi controlli e poi svegliarlo immediatamente. Abbiamo già cominciato con pochi casi molto selezionati, svegliarlo immediatamente e cominciare a riabilitarlo subito. Questo è possibile utilizzando delle strategie che partono dalla fase intraoperatoria, cioè la scelta dei farmaci che facciamo e delle tecniche che utilizziamo, quali ad esempio alcune infiltrazioni che possiamo fare a livello parasternale, cioè proprio a lato dello sterno, per cercare di ridurre la quota di dolore e poter svegliare il paziente e averlo, come dire, cognitivamente presente e senza dolori, pronto per essere riabilitato. Ovvio, non sarà possibile per tutti i pazienti, però stiamo cominciando a selezionarli e a scegliere le strategie di anestesia che ci permetteranno, speriamo, di agganciare a questo percorso virtuoso quanti più pazienti possibili. Anche perché quali sono i vantaggi per un paziente? Guardi, il vantaggio principale è il fatto di, avere una ripresa funzionale assolutamente
precocissima, e questo tra l'altro gli permette di avere anche la sensazione psicologica di aver superato un intervento in buone condizioni. Ecco, io a tal proposito le leggo una domanda che ci è arrivata attraverso i social di una persona che ha un intervento di valvulopatia e ci scrive: l'operazione in sé non mi preoccupa tanto, ho solo una gran paura di non svegliarmi dopo l'anestesia. Allora guardi, devo ammettere che è una credo abbastanza devo diffusa. ammettere che è una paura estremamente diffusa, e se posso raccontare un aneddoto, mi è capitato anche di addormentare un collega che era assolutamente terrorizzato dall'intervento, non dall'intervento chirurgico ma dall'anestesia, un collega anestesista, ma non tanto per l'anestesia in sé, è che dobbiamo anche immaginare che perdere coscienza e non sapere cosa ti sta capitando può essere oggettivamente una cosa che spaventa, però dobbiamo anche mettere in conto che l'evoluzione dell'anestesia è stata straordinaria negli ultimi anni, e addirittura tutti i nostri pazienti vengono sottoposti a un monitoraggio elettroencefalografico, ma parlo veramente di tutti, cioè ciascun paziente ha un monitoraggio dell'attività encefalica durante l'anestesia. Per cui diciamo la possibilità che un paziente non si svegli più direi che è molto più che remota, insomma. Ecco, quindi tranquillizziamo il nostro telespettatore o la nostra telespettatrice, non sappiamo, non si firma. Dottor Antonini Canterin, il concetto di riabilitazione si interseca in qualche modo con quello di prevenzione, no? Ci chiarisce un po' meglio questo concetto che forse si cuce bene addosso a questo nuovo percorso riabilitativo? Sì, questa domanda mi permette di dare un'ulteriore, descrizione, così dal mio punto di vista, di questo percorso innovativo che tutti insieme stiamo mettendo a posto. In effetti ci sono diversi step e il primo step è la diagnosi e l'indicazione all'intervento cardiochirurgico, che deve essere fatta nei tempi, nei modi giusti, e questo è un lavoro che fanno congiuntamente i cardiologi e i cardiochirurghi, che si consultano, fanno indagini eccetera, e decidono quando è il momento e chi deve essere sottoposto all'intervento cardiochirurgico. Poi adesso noi abbiamo introdotto questa nuova cosa che è la pre-riabilitazione, molto innovativa, e terza cosa l'intervento, quarto ancora molto innovativo, la riabilitazione post-operatoria ultra precoce, chiamiamola così, che sempre fanno a Treviso, in questo caso con il reparto diretto dal dottor Bussola. E poi c'è la riabilitazione che abbiamo detto a Motta. In realtà poi c'è una sesta fase, perché a Motta di Livenza c'è la fase degenziale, poi i pazienti risolte le prime complicanze delle prime 2-3 settimane post cardiochirurgiche, ci arrivano entro la prima settimana, stanno un altro paio di settimane da noi, sono abbastanza bene, però un recupero completo, abbastanza completo, si ha nel giro di 2 o 3 mesi, per cui a questi pazienti facciamo seguire un percorso che dura 3-4 settimane, un po' più allontanato, in regime di day hospital. Il day hospital a Motta di Livenza è coordinato dalla mia collaboratrice, la dottoressa Lorenza Dal Corso, che ha una grandissima esperienza in questo, perché qui ha iniziato questo lavoro dall'inizio dell'esperienza di Horace, ed è una fase fondamentale, perché praticamente e arrivo alla sua domanda, è il momento in cui si tirano le fila di tutto quello che è stato fatto, si consolidano i miglioramenti e si deve veramente cominciare a dire: non siamo più in una fase di malattia, andiamo verso una fase di salute, e qui entra la prevenzione, perché riabilitazione, prevenzione secondaria cosiddetta, cioè dobbiamo fare in modo che questi pazienti non tornino dopo 2 o 3 anni di nuovo dal dottor Minniti perché le coronarie si sono chiuse di nuovo, e allora dobbiamo insegnargli gli stili di vita, oltre ad aver risolto la macchina, aggiustata come bravi meccanici tutti insieme, ognuno dal suo punto di vista, una macchina che non lavorava bene, dobbiamo fare in modo che faccia molta strada ancora e non ritorni di nuovo in questo circolo. Un po' una rieducazione, e questo, così. Oltre a tutta una serie di altre cose, i farmaci vengono ottimizzati nelle posologie, vengono individualizzati, gli si insegna l'attività fisica corretta, c'è un supporto psicologico, ci sono anche qui la multidisciplinarietà che interviene, i nutrizionisti, gli psicologi, i logopedisti se hanno avuto residuato qualche problema tantissimi foniatrico. aspetti. La interrompo, riprendiamo dopo, abbiamo una
una telefonata in studio, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Antonio da Fontaniva. Buongiorno. Volevo chiedere gentilmente una cortesia, una domanda ai medici sull'intervento della sostituzione della valvola mitrale e l'eventuale dopo periodo di riabilitazione, in quanto tempo dura, e se non viene fatta questo tipo di riabilitazione ci sono dei rischi per la persona che ha avuto l'intervento. Grazie per la risposta. Grazie, chi vuol rispondere? Dottor Minniti, forse? Aveva bisogno di fare qualche domanda per capire qualcosa in più? Prego. No, allora, io dico quello che succede normalmente a Treviso. Allora, il paziente a Treviso viene ricoverato, il giorno dopo fa l'intervento chirurgico, sta 24-48 ore in terapia intensiva a seconda di quello che serve, dopodiché 4-5 giorni in reparto di degenza e poi normalmente 2 settimane a Motta di Livenza. Questo è, diciamo, il normale percorso. È chiaro che se noi fino adesso non abbiamo mai fatto la pre-riabilitazione, ma è chiaro che se noi introduciamo questa pre-riabilitazione, introduciamo una riabilitazione precoce nell'immediato post-operatorio, molto probabilmente siamo in grado di accelerare non tanto i tempi di degenza, quanto la capacità del paziente di reagire immediatamente, quindi di non stare a letto, di essere più reattivo, di riprendere più rapidamente in mano la propria vita una volta che il percorso sia finito. Non so se ho capito bene, forse chiedeva, ci sono anche dei rischi, cioè delle conseguenze? Beh, non lo so. Non fare la riabilitazione ha come, non farla per niente, però dico, certo. Ha come conseguenza il fatto che chiaramente il paziente riprende con molta più lentezza. Una volta la riabilitazione si faceva prima che aprisse l'Oras di Motta di Livenza, dimettevamo i pazienti in 10ª, 11ª, 12ª giornata, poi i pazienti andavano a casa e sostanzialmente la questione finiva lì, si riabilitavano da soli e i tempi potevano essere molto più lunghi, poteva durare anche 6 mesi questa condizione di limbo, di non propria recupero completo. Con la riabilitazione invece è tutto molto più rapido. Molto più rapido e anche insomma monitorato ed Esatto. efficace. Ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in diretta, nuovo percorso riabilitativo per il paziente cardiochirurgico. Io riparto dal dottor Minniti perché vorrei anche capire un po' come si sta riprendendo con l'attività chirurgica dopo insomma questa ultima fase di pandemia in particolare. Grazie, sì. Allora l'attività chirurgica è ripresa in pieno. Noi stiamo operando esattamente come nel 2019, quindi operiamo 3 pazienti al giorno più l'eventuale emergenza che può arrivare. Quindi è un'attività piena ed è un'attività che continuerà in buona parte, per buona parte anche dell'estate, perché abbiamo fatto un programma di rientro dalle liste d'attesa, per cui sicuramente avremo una riduzione notevole delle liste d'attesa, perché d'estate ci concentreremo nell'ulteriore aumento degli interventi rispetto alle estati che ci hanno caratterizzato. Certo, per recuperare insomma anche quegli interventi che erano stati chiaramente posticipati durante il periodo di pandemia. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono una signora, Mauri Marisa, di 72 anni. Buongiorno signora, buongiorno. Dica pure. Dunque, io sono stata operata a dicembre di un'ablazione, tutto bene, avevo però adesso, dopo la visita di controllo, il mio medico mi ha sospeso la pastiglia Atenol che prendevo da 10 anni oltre, ma l'ho smessa da 10 giorni e ho notato, cioè mi sento che i battiti vanno anche a 100, 105 e se sto ferma anche sugli 80, però solo che mi muovo, faccio i movimenti normali, cioè lavori di casa, la passeggiata un po' frettolosa,
questi battiti mi vanno anche a 100 e mi sento un affanno. Cosa posso fare? È troppo presto per sospendere la pastiglia oppure devo rivolgermi di nuovo al mio cardiologo? Chiaro, grazie Marisa, grazie per la sua telefonata, grazie. Chi vuole rispondere? Rispondo io da cardiologo. Diciamo, è chiaro che non si può entrare troppo in dettaglio nel caso singolo, perché evidentemente se il medico ha sospeso un farmaco avrà avuto le sue motivazioni eccetera. In linea generale è naturale che sospendendo il farmaco della signora, cioè il beta bloccante, ci possa essere una lieve risalita del numero di battiti cardiaci. Se la cosa la disturba, la consiglio di rivolgersi nuovamente al suo medico, eventualmente poi la manderà dal cardiologo per capire. L'ablazione, giusto così per precisione, è una procedura interventistica che non è proprio la cardiochirurgia, è una procedura che si fa nelle cardiologie interventistiche a indirizzo elettrofisiologico. Questo solo per completezza, che esula un po' dal tema di cui abbiamo parlato oggi, però signora, sono cose abbastanza normali, bisogna trovare i dosaggi giusti dei farmaci, deve rivolgersi al suo curante. Quindi consiglio insomma di segnalare magari la sintomatologia al medico curante. Eventualmente il suo curante la invierà al cardiologo. Ecco. Il consiglio è questo. Riparto dal dottor Gugelmetto, no? Tornando sempre a parlare di questo nuovo percorso per i pazienti cardiochirurgici. Qual è la reazione un po' dei pazienti quando appunto viene proposto questo percorso di riabilitazione che inizia, lo ripetiamo, prima dell'intervento vero e proprio? L'approccio è buono, la risposta è buona. Lo era anche prima in termini di in qualche modo aderenza e partecipazione, però lo è ancora, anche se appunto la proposta adesso è più intensa. Proprio perché c'è un team più completo, un team più ricco dal punto di vista della proposta riabilitativa, e quindi anche quello che si chiede al paziente, compatibilmente con le sue condizioni fisiche, è gradualmente sempre maggiore. Quindi una buona risposta, che quindi poi ci aspettiamo, come dicevo prima, che ci permetta di misurare un recupero più rapido e un più rapido ritorno all'autonomia. Autonomia, perché il tempo della cura è un tempo importante, ma è un tempo comunque di vita in qualche modo sospesa, perché finché sono ricoverato anche per fare riabilitazione o anche se sono in day hospital, comunque sono condizionato. Autonomia è quando torno a casa e so come gestirmi. Ecco, quello a noi puntiamo e ci aspettiamo che appunto questa aderenza iniziale, questa buona risposta iniziale poi abbia un corrispettivo in un più rapido ritorno alla propria vita, anche con un livello di autonomia migliore. E come dicevamo, insomma, state già osservando qualche piccolo risultato. Dal punto di vista invece della terapia intensiva, anche qui qualche risultato lo state vedendo, qualche cambiamento? Sì, l'impressione è oggettivamente che stiamo ottenendo dei risultati. Stiamo ottenendo dei risultati anche perché gran parte di questo carico riabilitativo era in carico agli infermieri, che adesso si integrano, cominciano a integrarsi anche con degli specialisti che sono appunto i fisioterapisti, e questo comincia a darci dei risultati sia sul paziente sia come dire, approccio multidisciplinare, quindi devo dire che l'esperienza iniziale è soddisfacente. E questo è importante, no? Perché più specialisti insieme collaborano, più il risultato è fondamentale, importante per il paziente, per il recupero del paziente. Anche perché è possibile concentrare ciascuno la propria attenzione sulle proprie competenze e acquisire competenze nuove e migliori. Questo è l'obiettivo finale, insomma. Dottor Antonini Canterini, invece voi, per quanto riguarda l'ORAS, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, avete già potuto vedere qualche miglioramento in questo primo mese di utilizzo di questo progetto? Anche per quanto riguarda noi, naturalmente si tratta solo di prime impressioni, perché dobbiamo codificare un pochino meglio i protocolli, dobbiamo ancora in parte rifinirli, siamo in una sorta di puntata zero, se fosse una serie televisiva, se fossimo in televisione, per cui stiamo mettendo a punto tutti i piccoli dettagli che queste primissime esperienze ci stanno insegnando. Certamente vediamo i pazienti che arrivano, la sensazione anche mia è che arrivino già un pochino più autonomi, però chiaramente saranno necessarie le valutazioni statistiche molto serie, come diceva bene il dottor Gugelmetto,
prima, però le premesse sono assolutamente buone. Se ho 10 secondi volevo aggiungere a quello che alla domanda di prima, la penultima domanda, quando diceva ma se non faccio la riabilitazione succede qualcosa. No, non è che succede niente, non dobbiamo essere terroristi, appunto in tanti posti d'Italia non hanno la possibilità di farla perché non ci sono queste strutture, però sicuramente oltre a migliorare i tempi e tutto, la riabilitazione cardiologica in generale ha dimostrato anche di ridurre la mortalità nei grandi numeri, per cui perché? Non perché noi siamo dei maghi con la bacchetta magica in riabilitazione cardiologica, ma perché poter seguire da vicino i pazienti per un periodo in una fase così delicata permette di intercettare precocemente le complicanze, permette di ottimizzare i farmaci, permette di evitare tutta una serie di ricadute che potrebbero essere anche negative per il paziente. Certo. In chiusura un flash, non so se vuole rispondere lei, dottor Gugelmetto, quando vi aspettate di poter avere appunto qualche risultato un po' più tangibile, potremmo dire così, dei benefici insomma dei pazienti? Ma considerato che il periodo che viene trascorso a Motta di Livenza tra ricovero normale degli hospital insomma va dalle 3 più altre 2-3 settimane, per avere una numerosità robusta aspettiamo qualche mese, 3-4 mesi, anche perché poi dobbiamo rivedere le persone e in qualche modo rivedere i dati, per cui ecco, direi che non prima di 3-4 mesi. Ecco, insomma, mi farebbe piacere poi se avessimo modo di ritrovarci anche per poter appunto comunicare insomma l'importanza di questo percorso. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Giuseppe Minniti, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia all'ospedale Cafoncello. Grazie. Grazie al dottor Marco Gugelmetto, direttore del Dipartimento di Riabilitazione al Cafoncello di Treviso. Grazie. Grazie al dottor Matteo Bussola, responsabile dell'unità operativa semplice di cardioanestesia e terapia intensiva cardiochirurgica, sempre al Cafoncello. Grazie. E grazie al dottor Francesco Antonini Canterin, direttore della riabilitazione cardiovascolare all'Oras di Motta di Livenza. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche a tutti voi di averci seguito, di aver partecipato e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.